Buongiorno a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste, 25 maggio, lunedì, buon inizio settimana. Avremo ospiti oggi in questa trasmissione, in questa mattinata, l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder, con noi nella fascia oraria dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 invece sarà il nostro ospite Silvano Magnelli del Partito Democratico. Leggiamo subito il quadro meteorologico. Un robusto e vasto anticiclone interessa gran parte dell'area euro-mediterranea, determinando anche sulla nostra regione tempo stabile e l'afflusso di correnti secche e molto calde per il periodo. Lunedì 25 maggio le previsioni dicono cielo sereno poco nuvoloso, molto caldo per il periodo, con temperature di oltre 5 gradi superiori alla media, venti a regime di brezza, temperature minime previste 20-22 gradi, massime 26-29 gradi centigradi. Il caldo che è stato anticipato si infatti riflette sulle temperature previste. Per quanto riguarda invece domani, martedì 26, cielo sereno poco nuvoloso in montagna nel pomeriggio, quando non è escluso qualche isolato rovescio, specie verso il Cadore. Caldo estivo e venti di brezza anche per domani, temperature minime previste 21-23 gradi nei valori minimi, 26-29 gradi invece nei valori massimi. La situazione settimanale con le proiezioni verso mercoledì e giovedì, con alcune instabilità, con rovesci e temporali, temperature ancora molto alte per il periodo, soprattutto mercoledì ci potrebbero essere temporali sulla zona montana, così come anche giovedì. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana con possibili rovesci e temporali sparsi, ma ci arriviamo con calma. Intanto vediamo alla giornata di oggi, che sarà, come detto, calda e soleggiata. Andiamo e cominciamo la rassegna stampa odierna con il piccolo, come di consueto ormai. Vediamo la prima pagina e le notizie inserite. Movida, il fronte delle rive, forze dell'ordine schierate tra Piazza Venezia e via del Lazzaretto Vecchio a fronteggiare la folla. In arrivo gli steward sollecitati dal prefetto. Sabato sera, tra chi si diverte e chi invece ignora il presidio, spaccia droghe e fa baccano, rissa in via dei Burlo di fronte all'osteria e il salvagente. Questa che vedete invece in foto è la situazione della fauna cittadina a Trieste, 1500 gabbiani urbanizzati, nidi sui tetti, cibo rubato dalle mani dei turisti. E ne vediamo uno in foto. Nel taglio alto la pallacanestro, Mattiasi ci scopre le carte, a pranzo sul tavolo spunta un partner da 2 milioni di euro, come ci aveva anticipato ieri già alle 13:20 Marco Stabile nella redazione di Tele4. Sul fronte societario infatti si muovono possibili investitori, un fondo sarebbe pronto a entrare in gioco con 2 milioni di euro, poi anche alcuni altri sponsor locali potrebbero avvicinarsi alla compagine biancorossa della pallacanestro per apportare il proprio capitale ma anche il proprio supporto e fare in modo che il basket a Trieste, il basket di vertice a Trieste della Serie A1 possa mantenersi anche economicamente e non solo come struttura societaria di persone e figure chiave, e quindi continuare nel suo cammino che oggi vedrà intanto l'apice del playoff di questo primo turno, perché con Brescia si è arrivati a gara 5, forse molti non lo pronosticavano, ma è andata invece così, una vittoria fuori casa, una in casa per entrambe le squadre. Hanno valso la bella che oggi, questa sera, si giocherà a Brescia. Forza biancorossi, oggi a Brescia il match che vale una semifinale storica, come vediamo scritto proprio subito accanto. E rimaniamo in tema sportivo, dual career, così l'Ateneo aiuta gli atleti di alto livello a non rinunciare agli studi. Lo Sport Business Forum che strizza l'occhio anche agli studenti in modo da poterli permettere di continuare con le attività agonistiche e non rinunciare però agli studi. Continuiamo con le notizie. L'analisi: in Italia burocrazia e veti locali frenano le energie rinnovabili, e il commento di pagina 6 di Marco Panara, che punta proprio sulle energie e sul costo dell'elettricità e delle utenze oggi in generale, anche guardando a quelli che sono gli approvvigionamenti in Italia tra le fonti fossili e le fonti rinnovabili. Il dilemma che tormenta il centrodestra, Vannacci sì o Vannacci no,
invece lo ritroveremo all'interno delle pagine del Piccolo sull'analisi politica del momento. Ci sono state già nella giornata di ieri diverse elezioni che hanno riguardato i comuni in tutta Italia, anche in Friuli Venezia Giulia, nessun capoluogo in regione, ma alcuni comuni che sono andati al rinnovo delle cariche comunali. Per quanto riguarda la scuola, dal racconto di sé alle 4 materie, così cambia l'esame di maturità, che vedremo subito alle pagine 2 e 3. Il sondaggio, niente social fino ai 16 anni, ma oltre ai divieti serve anche la formazione. Questo invece più avanti all'interno delle pagine del quotidiano. Nelle cronache, stazione ferroviaria, al via i lavori per liberare l'atrio dalle impalcature alla stazione centrale di Trieste. Stalking, il processo, perseguita la ex assediandola dentro il negozio, cioè tutta la vicenda è ricostruita a pagina 22. L'arte e l'amicizia tra Mascherini e Biagio Marin, questo invece nel saggio che vedremo alle pagine 28 e 29, per poi andare al nord-est economia nucleare, le aziende trivenete si fanno strada, c'è pure l'Orion proprio sul fronte nucleare, politica industriale, caso Electrolux, i veri obiettivi su cui confidare nelle pagine a fine giornale con la politica industriale. E, come abbiamo letto, il caso Electrolux. Sguardo rapido alle notizie nazionali con le prime pagine, cominciando dal Corriere della Sera. Trump congela l'intesa, il presidente dice non ho fretta, l'Iran, ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole, il Taikon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza poi sull'uranio. Pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile, l'attacco di Mosca, morti e feriti, droni. Casa ucraina colpita dai droni russi in questa foto con i soccorsi che arrivano a salvare le persone coinvolte, quelle ai noi rimaste vive. Il petrolio, l'energia, cosa succede e quando? Se davvero riapre Hormuz con le ricadute sull'economia e i traffici internazionali. Chi controlla i 7 stretti e chi paga? Nella rubrica di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina, l'approfondimento proprio sulla navigazione e sui punti nevralgici del passaggio delle merci. Il declino si può reagire, scrive Maurizio Ferrera nel fondo di oggi, dati e cosa fare, così riporta e poi approfondisce con il suo commento. Israele, Herzog contro Ben Gvir, non si abusa dei prigionieri, flottiglia, l'IDF, noi siamo estranei, il presidente di Israele Isaac Herzog contro il ministro Ben Gvir per il caso flottiglia, vietato abusare degli arrestati, viene profanata ogni norma, ha detto Herzog durante la cerimonia del premio Gerusalemme. Anche l'IDF prende le distanze dal ministro. Il presidente israeliano inoltre ha condannato la brutalità della violenza dei coloni in Cisgiordania. Ben Gvir ha replicato su X: un presidente che definisce bruti centinaia di migliaia di cittadini israeliani non è idoneo a ricoprire la carica di presidente, punto e basta. Con quindi anche queste frizioni ben marcate interne allo Stato di Israele. Corsa Champions, qui vediamo in foto proprio lo spaccato sportivo, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juventus. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma, il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori. Come la Juventus, scontri prima del derby, ferito un tifoso bianconero, gli ultras protestano, la partita inizia in ritardo. Sfida dei comuni, test per i partiti, affluenza in calo, si vota fino alle 15 e poi lo spoglio, l'affluenza in calo alle amministrative alle 23 di ieri era del 46,3%, quasi 4 punti in meno delle precedenti elezioni, si vota anche oggi dalle 7 alle 15. L'iniziativa degli 80 anni della Repubblica, il Quirinale e il 2 giugno, fate un vostro video, da Jasmine Paolini a Checco Zalone, sono 2 dei volti della Repubblica, un'iniziativa per la festa del 2 di giugno. Andiamo alla Repubblica, il quotidiano, accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare. Poi la flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben Gvir, l'IDF dice da noi niente abusi. Gli italiani non si fidano più dell'America, così Ilvo Diamanti nella sua ricostruzione anche del sentiment italiano nei confronti dell'alleato oltreoceano. Il declino di una potenza è l'articolo di Paolo Garimberti, Ucraina,
Vendetta di Putin su Kiev, anche il supermissile con questa pioggia di bombe e missili che hanno colpito la capitale ucraina. Torino, scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa, è successo ieri a Torino come detto prima della partita. Comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. L'invito del Colle e i vostri video per il 2 giugno. Questa è la Repubblica. La Stampa, con sempre la guerra e i bombardamenti, Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, slitta la firma dell'accordo Stati Uniti-Iran, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu, gli slogan di Donald, chance per l'Europa, la ricostruzione geopolitica, l'intervista Ischinger, Draghi inviato per la pace, così riporta la Stampa, annunci e minacce ma la svolta non c'è per quanto riguarda proprio lo stallo di Hormuz, quegli attivisti che sfidano l'odio, il racconto della flottiglia e di chi si è impegnato a riguardo. La ferita del derby, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari, Juve niente Champions, il pallone rimasto al Medioevo, il commento poi di Paolo Brusorio. Per quanto riguarda la violenza negli stadi, fuori dagli stadi o che comunque hanno a che fare poi con il dualismo sportivo tra le squadre e tra il tifo organizzato, e c'è ancora chi nel nome di una partita di calcio, ben inteso lo sport più amato d'Italia, alza le mani e applica violenza. Voglio un gran bene ai funerali Pollenzio, l'ultimo messaggio di Petrini. Così chiude la Stampa. La Verità invece, trovati video del terrore nel cellulare di El Khudri. La polizia scopre almeno un filmato di violenza molto significativo nel telefono di Salim. Il padre scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale e sui siti jihadisti si loda l'attacco. Allah dia il paradiso a quel fratello. Le indagini sull'attentato di Modena a fuori dal coro, e viene ripreso dunque qui in questa apertura della Verità. La prof Fornero schifa gli italiani legati a pensioni e casa, contrari all'immigrazione, a pagina 2 con l'articolo di Paragone. La pace di Trump sembra la vittoria dell'Iran, Donald benedice un accordo con molte concessioni e rinvia i negoziati sul nucleare, Hormuz chiuso fino alla firma, tregua in Libano, Israele però protesta e intanto la Russia martella Kiev con i super missili. Caro Boccia, anziché più bimbi vuole più stranieri, riporta Mario Giordano. Milano è uguale a Dubai ma con i delinquenti. La star del web parodi, il modello Sala ha svaccato, città a misura di ricchi e influencer. Con il Sole 24 Ore sempre la situazione di Hormuz, USA-Iran, intesa pronta ma slitta la firma, Trump dice non abbiamo fretta. Così in Medio Oriente, ultimi ritocchi all'accordo, Washington mantiene il blocco e Hormuz resta dunque chiuso. Per Teheran lo stallo è già una vittoria, il tempo gioca infatti a suo favore. Netanyahu isolato è l'unico a volere ancora la guerra, visto da Israele, dopo l'accordo l'Europa e l'Italia pronte alla missione per sminare lo stretto. Con il Sole 24 Ore le dichiarazioni, il modello 730, boom del semplificato, ma il fisco chiede più informazioni. Giovani, qualità della vita al top a Bolzano con il Festival dell'Economia, l'indagine per fasce d'età, Firenze prima per i bambini, a Trieste invece primato per gli anziani. Proprio di questo andiamo ad approfondire perché il Sole 24 Ore con il Festival di Trento, Festival dell'Economia di Trento ha divulgato alcune statistiche, alcune classifiche che premiano diverse città. Trieste viene menzionata come la città migliore, la provincia, migliore d'Italia, a portata di over 65. Vediamo. In un'Italia che invecchia e cambia abitudini è Trieste a conquistare il primato nazionale per qualità della vita degli anziani. È uno dei dati che emergono dalla nuova indagine del Sole 24 Ore, dedicata alle diverse fasce d'età, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento e arrivata alla sua sesta edizione. Il capoluogo giuliano si conferma così un punto di riferimento per la popolazione over 65, in una classifica costruita quest'anno su 20 indicatori territoriali per ciascuna fascia generazionale, dagli originari 15, per un totale di 60 parametri certificati.
Tra le novità entrano anche i servizi di prossimità raggiungibili in 15 minuti a piedi e la presenza di reti familiari e sociali capaci di offrire supporto nei momenti di bisogno. Trieste sotto questi aspetti svetta sulle altre città, associata a un trasporto pubblico capillare, un risultato che assume ancora più valore in un contesto demografico nazionale segnato dall'invecchiamento della popolazione e da cambiamenti profondi negli stili di vita. Alle spalle di Trieste si colloca Trento, seconda nella graduatoria dedicata agli anziani e capace di distinguersi soprattutto per assistenza domiciliare e partecipazione civile. Guardando alle altre generazioni il quadro cambia. Firenze è la provincia dove si vive meglio da bambini, mentre Bolzano conquista il primo posto per i giovani. Proprio Bolzano registra anche il più alto tasso di fecondità del paese, con 1,55 figli per donna, mentre il dato nazionale continua a scendere fino all'1,14. Sale inoltre l'età media delle madri al primo figlio, arrivata a 32,7 anni, e diminuiscono i matrimoni, oggi fermi a 2,8 ogni 1000 abitanti. L'indagine racconta anche un paese più fragile, aumentano le persone che vivono sole, più 7,9%, cresce il consumo di antidepressivi, più 3,3%, e restano sotto i livelli pre-pandemia le competenze scolastiche rilevate dai test invalsi. In questo scenario il primato di Trieste diventa il segnale di un territorio che, almeno per gli anziani, continua a offrire qualità della vita e capacità di risposta ai bisogni di ogni giorno. Noi ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per il quadro dell'inizio di questa settimana e di questa giornata del lunedì 25 maggio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego, buongiorno all'ispettore superiore Tiziana Martini, a lei la parola. Buongiorno, grazie. Allora, per quanto riguarda al momento il traffico, direi che è regolare, anche abbastanza scarso, non abbiamo segnalazioni di problematiche in atto in questo momento. Per quanto riguarda questa giornata, essendo lunedì, riprendono i consueti lavori di varie ditte. Uno dei più importanti, che darà sicuramente qualche problematica di rallentamenti, è l'asfaltatura della via Madonnina. Quindi la via Madonnina verrà chiusa tra le ore 9 e le ore 17 per permettere appunto l'asfaltatura. Per quanto riguarda poi altri lavori, c'è uno spandimento di acqua in Strada Nuova per Opicina all'altezza prima dell'intersezione con la via commerciale nella corsia a scendere. I lavori, Acega ci ha riferito che i lavori dovrebbero iniziare in mattinata, quindi anche lì potrebbero formarsi dei rallentamenti. Ci sono in atto ora anche i colleghi sul posto in via Sette Fontane e in via Matteotti dei divieti di sosta per il posizionamento della gru. Chi avesse la macchina ancora lì è pregato appunto di verificare lo stato del veicolo e di andare a spostarlo. I civici sono, Sette Fontane al civico 2 e anche Matteotti al civico 2, quindi all'inizio di entrambe le vie. È nuovamente chiusa la Galleria Carso in direzione Trieste, la aprono di solito verso nei weekend per poi richiuderla durante la settimana. Quindi al momento la Galleria Carso è chiusa direzione Trieste. Altre segnalazioni non ho da farvi. Bene, grazie allora all'ispettore superiore Tiziana Martini, buona giornata, buon lavoro a lei colleghi. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie, proseguiamo, eravamo al Sole 24 Ore, andiamo al Corriere dello Sport, Mazzagrandi, Como e Roma in Champions, fuori Milan e Juve, clamoroso finale, Allegri crolla con il Cagliari 1-2, Gasperini e Fabregas pass da 70 milioni, così infatti incasseranno, così vale l'ingresso in Champions League. Conte, grazie Napoli, batte l'Udinese, chiude il secondo posto e conferma l'addio. Si conclude con un gol di Ojun, l'avventura in azzurro, 1-0. Antonio saluta, vado via, non ho compattato l'ambiente. De Laurentiis, questa sarà sempre casa sua, l'offerta dagli Stati Uniti, il problema non sono i soldi ma sapere se hanno cuore. Così dunque Conte, grazie al gol di Højlund che ha permesso l'1-0 alla chiusura in vittoria. Delusione Catanzaro, Monza, la A è vicina per quanto riguarda le altre serie. Kimi Show e fuga mondiale, Hamilton secondo in Canada, Kimi Antonelli è la quarta vittoria di fila, più 43, Russell out sempre con i motori e con
la Mercedes. Andiamo adesso all'interno del piccolo con le notizie della sezione di Trieste delle notizie dunque locali. Come abbiamo visto dalla prima pagina, ci sono riferimenti precisi ai lavori alla stazione ferroviaria, alla stazione centrale di Trieste. Al via i lavori in stazione per levare le impalcature. L'attesa ristrutturazione può cominciare. Da questa settimana operai in azione nell'atrio monumentale, ostaggio da più di 4 anni degli enormi ponteggi. Erano la soluzione provvisoria per tenere in sicurezza il soffitto ammalorato. Arriva la svolta dunque con i lavori che prenderanno il via. Oltre al restauro, l'intervento da 1 milione di euro consentirà il ritorno alla piena fruibilità degli spazi e iniziare dalla biglietteria. Il degrado della Sala Reale, inaugurata dall'Imperatore, un edificio di alto valore storico e architettonico che merita un'adeguata tutela dopo un declino durato troppo a lungo. Questa è la facciata principale, per i triestini è inconfondibile, della stazione centrale di Trieste. Andiamo alle Movida e alla situazione sicurezza. Movida sulle rive sotto osservazione fra divertimento puro, droga e la rissa. Forze dell'ordine schierate a tutela di Piazza Venezia e via Lazzaretto Vecchio, dove si sono verificati episodi di violenza e di disturbo della quiete pubblica, ma c'è chi in via dei Burlo attacca briga fuori da un locale e consuma cocaina. Questo è successo nella notte fra sabato e domenica. Abbiamo ricostruito la vicenda per quelli che sono i dettagli forniti, con una rissa che si è scatenata a poche decine di metri dal presidio fisso di Piazza Venezia proprio nella serata di sabato. Il tutto è avvenuto a 2 passi dall'osteria Salvagente di via dei Burlo. Non sono passate che poche ore dall'annunciato rafforzamento dei dispositivi di sicurezza nelle aree cittadine considerate più sensibili sul fronte dell'ordine pubblico che si registra un nuovo episodio di violenza. Nella serata di sabato 23 maggio attorno alle 22 nella zona di via Lazzaretto Vecchio un gruppo composto da circa 10 giovani è stato coinvolto in una rissa avvenuta nei pressi dell'incrocio con via dei Burlo. Secondo le testimonianze raccolte, secondo quanto riporta il quotidiano Il Piccolo, lo scontro sarebbe rapidamente degenerato in aggressioni fisiche e avrebbe interessato anche l'area esterna dell'osteria Salvagente. Sul posto erano già presenti operatori della Polizia di Stato impegnati in attività di controllo nella vicina Piazza Venezia, nell'ambito del rafforzamento dei servizi disposto da Questura e Prefettura nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne. Dopo le segnalazioni sono intervenuti anche i carabinieri con più pattuglie a supporto. Al loro arrivo gran parte delle persone coinvolte si era già allontanata. Una persona è rimasta ferita in modo non grave, riportando lesioni al volto. Terminato l'intervento, le forze dell'ordine hanno mantenuto un presidio nell'area fino a notte inoltrata, una presenza che conferma l'attenzione crescente verso un quadrante cittadino che negli ultimi mesi è stato più volte interessato da episodi di tensione e criticità legate alla sicurezza urbana. Un contesto che però continua a porre interrogativi sull'efficacia delle misure di presidio e sulla capacità di prevenire fenomeni che, nonostante l'intensificazione dei controlli, continuano a manifestarsi anche nelle aree sottoposte a vigilanza. Commenti dall'opposizione comunale. Russo: adottare un approccio integrato. Paglia, segretaria del Partito Democratico: affrontare le cause profonde. La terza di Adesso Trieste, che dice la recinzione di Piazza Libertà inutile, è solo uno slogan. Danni e botte sono i Maranza, il fenomeno delle risse notturne, dei gruppi numerosi che si affrontano fuori dai locali. Pugni e calci fra una decina di ragazzi, passanti e anche un ristoratore coinvolti, loro malgrado, senza conseguenze però degne di un ricovero. Andiamo proprio alla sicurezza affrontata anche con le possibili soluzioni apportate dal mondo delle istituzioni. Ingaggio di steward indicato dal prefetto, fissato un incontro fra regione e FIPE. Sicurezza, i commenti dei politici e l'intervista del prefetto Petronzi, che era ospite di Ring nella serata di venerdì e che aveva proprio anticipato queste misure di sicurezza rafforzate con l'impiego anche della sicurezza privata. Pagata dalla regione, subito al via il progetto per il sito, dice l'assessore Roberti. Steward nella zona della Movida, così l'assessore Roberti: già oggi mi confronterò con il presidente di FIPE per capire come attivare il servizio. Il presidente Federica: condivido le considerazioni che ha espresso il prefetto
e anche la sua roadmap su come agire per arginare queste aggressioni e anche i vandalismi annessi. Verifiche in Piazza della Libertà, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli, controlli necessari come la verifica di chi frequenta concretamente Piazza Libertà e del ruolo delle associazioni. Di Piazza Plaudie studia l'ordinanza ad hoc di Lignano, il sindaco si concentra sull'antistazionamento e non molla il cancello. Non vogliono uscire? Li mandiamo fuori. Ho molto apprezzato le parole del prefetto e per mettere in campo altri strumenti a tutela delle zone dove si riscontrano dei problemi, intendo valutare assieme a lui se alcune delle misure appena adottate a Lignano possono essere introdotte anche a Trieste. Perché parliamo di Lignano? Perché Lignano Sabbiadoro è ormai da anni luogo di meta dei tanti cittadini stranieri fra austriaci, tedeschi e non solo, che nel periodo della Pentecoste si riversano proprio nelle località balneari come Lignano Sabbiadoro, anche Bibbione in Veneto, per fare festa. C'è il cosiddetto spring break, la pausa primaverile che questi paesi hanno nel loro calendario scolastico, ed è un'invasione di turisti tutti molto animati dallo spirito di far festa e molto spesso anche baccano, che hanno comportato per località come Lignano Sabbiadoro la necessità di adottare delle misure specifiche proprio per arginare fenomeni che possono poi andare anche fuori dall'ordinario in maniera importante. Andiamo alle notizie della giudiziaria. Tormenta la ex compagna appostandosi in negozio, chiesti 16 mesi di carcere. L'uomo è accusato di stalking, la vittima ha riferito: sono stata costretta a cambiare casa e lavoro. Il nodo psichiatrico aggredì l'agente e la perizia sull'attentatore della Startech. C'è un mese di tempo per la perizia psichiatrica a tutto tondo su Agattino Privitera. Il cinquantenne arrestato 2 settimane fa per l'aggressione a una poliziotta e il tentativo di sfilarle la pistola, nonché indagato per l'attentato alla Startech. Parco della Rimembranza e Verdi nelle celebrazioni del centenario. Il monumento al compositore del 1906, distrutto nel 1915 e ricostruito nel 1926. Da un lato, il Colle di San Giusto vedrà il restauro delle pietre carsiche con i nomi dei caduti e anche dei cippi. Invece è stata una degli spunti che hanno accompagnato la cerimonia al Parco della Rimembranza di San Giusto, di cui abbiamo ieri seguita una parte proprio del cerimoniale. Sentiamolo. Una giornata di commemorazioni e riflessione ha segnato a Trieste il centenario del Parco della Rimembranza del Colle di San Giusto, con una serie di appuntamenti che hanno coinvolto istituzioni civili e militari. La mattinata si è aperta con la deposizione di corone alla scalinata delle medaglie d'oro, l'alzabandiera in via Capitolina e la cerimonia conclusiva al piazzale di San Giusto. Nel corso delle celebrazioni è stato ribadito il valore storico e civile del parco, concepito negli anni '20 come luogo della memoria della Grande Guerra e oggi riconosciuto come spazio identitario della città. Il senso della giornata di oggi è riportare alla memoria tutto quello che riguarda il Parco della Rimembranza nella ricorrenza del suo centenario e far sì che le memorie contenute in questo parco non vadano disperse, soprattutto le memorie da praticamente testimoniare e da tramandare alle nuove generazioni. Per quello siamo qui a festeggiare i 100 anni di questo importante pezzo della nostra città di Trieste ed è giusto che sia comunque alla conoscenza di tutti. Fa parte di uno dei cardini della storia di Trieste, dei confini orientali che hanno vissuto delle vicissitudini particolari, cioè oltre alle 2 guerre mondiali, tutto quello che è successo anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'occupazione del governo militare alleato, l'occupazione titina, le foibe. E quindi è uno dei cardini della memoria, insieme può essere annoverato insieme alla Risiera di San Sabba, insieme alla foiba di Basovizza, insieme al Museo del Risorgimento, che sono dei punti forse in questi ultimi 2, cioè il Parco della Rimembranza e il Museo del Risorgimento, forse un po' meno noti al più grande pubblico, ma noi pensiamo, speriamo che possa essere inserito, così come ci sono delle visite da tutta Italia agli altri 2 siti, Risiera di San Sabba e Basovizza, possa essere esteso anche a queste cose qua.
Le iniziative per il centenario proseguiranno nei prossimi mesi con il concerto al Politeama Rossetti e con la mostra al Museo della Guerra per la Pace Diego de Enriquez prevista nell'autunno di quest'anno, un percorso che punta a rafforzare la funzione del parco come luogo di educazione alla memoria e alla convivenza. Ci fermiamo ora per la pubblicità, torneremo tra qualche minuto per andare a completare le pagine locali del Piccolo con le notizie del territorio provinciale, poi riprenderemo sempre il quotidiano dalle prime pagine con tutto ciò che riguarda il contesto regionale, nazionale ed estero. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Trieste con la rassegna stampa della prima ora di trasmissione. All'interno del Piccolo vediamo questo articolo, nidi sui tetti e furti di cibo, l'invasione dei gabbiani. In città ormai oltre 1500 gli esemplari con 500 coppie nidificanti, nel 1988 erano una ventina. Il faunista Benussi dice non hanno più paura di noi e per difendere la prole possono attaccare. Voraci e aggressivi rubano le pietanze dai tavoli o direttamente dalle mani delle persone. Colpa nostra, li abbiamo trasformati in accattoni, dice Nicola Bressi in un approfondimento che si legge accanto. Si appostano in punti specifici. Ad esempio ce n'è uno che tiene sotto scacco le bagnanti del pedocine e si avventa sui loro panini. Specialmente durante il periodo della deposizione della schiusa delle uova si piazzano sopra le case e serve spesso far intervenire per farli sloggiare, così dicono gli esperti. Andiamo nei servizi postali, ufficio delle poste ad Aurisina chiuso fino alla fine di giugno, stop da oggi per rimodernare la sede con il progetto Polis, gli sportelli a Sistiana. Questo per quanto riguarda la chiusura, e così dovranno essere edotti anche i residenti di non potersi più recare in questo ufficio per diverso tempo. Non sarà operativo il postamat collegato alla struttura, ma c'è anche prosecco per le esigenze. A Muggia, l'area del Molo Balota, il servizio dei camper, sempre più le richieste. La centro vacanze di Muggia punta su un sito strategico dedicato a chi utilizza questo mezzo turistico in Europa. Il titolare Vlasic afferma ormai hanno soppiantato le roulotte. Queste le parole del titolare dell'area Vlasic. Il mercato domestico ha visto nel 2025 circa 8.000 immatricolazioni, l'Italia è in questo caso al terzo posto. Seduta del Consiglio Comunale, question time sulle caditoie. Lo riporta Luigi Putignano in questo articolo che proprio si riferisce al Consiglio muggesano. Con l'ordine del giorno l'Aula affronterà le variazioni di bilancio e verrà modificato il programma triennale delle opere pubbliche. Il successo sportivo con la foto nel spazio delle segnalazioni, le calciatrici della Media Caprin sono campionesse d'Italia. La squadra di calcio femminile della scuola media Caprina ha vinto il torneo nazionale Ragazze in Gioco 2026 organizzato dalla FIGC a Salsomaggiore Terme. Le nostre 10 ragazze, guidate dal professor Diano Prima e accompagnate dalla professoressa Luana Dalla Pozza, hanno dimostrato che il calcio è passione, amicizia e rispetto, scrive orgogliosa la scuola. Complimenti a tutte, alle ragazze e ovviamente anche agli accompagnatori e allo staff. Collodi, ex alunni di nuovo insieme dopo mezzo secolo nel ritrovo immortalato, allevamenti di ostriche in Friuli Venezia Giulia, Galpa va a scuola a La Spezia. Nella pagina seguente il raduno degli ex liceali dell'Oberdan e poi il mondo e la natura, aiutiamo i rondoni a trovare nuove case. I piccoli amici che cercano casa con cani e gatti è possibile adottare. Addio a Guido del Piccolo, staccanovista dell'Unione anni 60, lo riporta Riccardo Tosques nel lutto nel mondo del calcio. Qui una foto di Guido del Piccolo nel 1968 durante un allenamento. Torniamo alle prime pagine del quotidiano Il Mondo della Scuola. In primo piano le date indicate dal Ministero. Per quanto riguarda gli esami di matura, cominciano il 18 giugno con il primo scritto, la maturità cambia forma e nome, niente tesina, orale con meno materie. Andiamo a vedere cosa cambia. L'esame di maturità vecchio modello, si chiamava esame di Stato, ora si richiama di nuovo esame di maturità.
Lo scritto aveva 2 prove, italiano e la materia di indirizzo, le 2 prove rimangono l'italiano e la materia di indirizzo. Nel vecchio modello l'orale non era obbligatorio, colloquio multidisciplinare, e invece adesso l'orale è obbligatorio, 4 discipline, autopresentazione del candidato, educazione civica e percorso scuola-lavoro. La commissione era composta da 3 interni, 3 esterni e un presidente, ora sono 2 interni, 2 esterni e un presidente. Il punteggio rimane molto simile. Nel vecchio ordinamento erano 40 punti di credito scolastico, 20 punti lo scritto, del primo scritto, 20 punti il secondo scritto e 20 punti l'orale, 5 gli eventuali punti bonus. Adesso come funziona? 40 punti di credito scolastico, sempre 20 il primo, il secondo e il terzo scritto, sono 3 i punti bonus dal 90 in su che si possono attribuire allo studente o alla studentessa. Ora la valutazione deve tenere conto dello sviluppo globale della persona, eliminato il colloquio multidisciplinare, l'interrogazione su 4 argomenti, ridotta la commissione, composta da 2 interni, 2 esterni e un presidente, così riassume in pratica l'occhiello della notizia. Cosa cambia principalmente? Intanto l'orale, che non era obbligatorio, adesso lo è. Molti ricorderanno come l'anno scorso, arrivati più o meno a questo periodo, o meglio, arrivati al periodo proprio degli esami, quindi giugno, avevano fatto notizia quegli studenti che avevano fatto il calcolo del proprio punteggio, erano certi della promozione e hanno rifiutato di fare la prova orale, già consapevoli di essere stati ammessi e di aver superato l'esame, e quindi non si sono presentati per il colloquio con i docenti. Hanno cambiato questa norma per renderla obbligatoria, anche per completare un percorso che era tradizione, quella dell'esame di maturità scritto e poi orale. Andiamo a leggere ancora. Tra curiosità e riserve, i dirigenti scolastici promuovono a metà la riforma del diploma. Presidi perplessi sulle modalità dell'interrogazione, ma non è l'unica criticità emersa. Il racconto delle esperienze del volontariato trasporto e musica, il tototracce, poi quello si ricorre ogni anno, tra i favoriti Verga e Pascoli, ma anche l'intelligenza artificiale, che però rischia di essere un tema un po' banale per molti studenti che la conoscono, la utilizzano, ma che magari non hanno ancora appieno conoscenza delle potenzialità, o dall'altra parte non hanno ancora capito da dove nasce tutta la situazione legata ai software dell'intelligenza artificiale. Quindi bisogna essere pronti a saper scrivere su questo argomento e non buttarla lì per dire quanto è brava, quanto è bella e quanti rischi può portare, perché questo lo fanno tutti e si rischia, come detto, di essere banali. Andiamo all'attualità. Slitta la firma dell'accordo, Hormuz resta ancora chiuso, trattative serrate, ma ci potrebbero volere diversi giorni per siglare l'intesa. Il presidente degli Stati Uniti dice non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte. I Pasdaran invece, l'ostruzionismo degli Stati Uniti rischia di far saltare il compromesso. La tempistica relativa al suo smaltimento dell'uranio arricchito sarà oggetto di ulteriori negoziazioni. Nucleare e Libano, le garanzie del tycoon a Netanyahu. Per quanto riguarda gli italiani fermati in Libia, si è attivata la Farnesina. Sono gli italiani che avevano preso parte all'ultima flottiglia. Finalizzato invece il primo incontro diretto tra le delegazioni libanesi e israeliane venerdì nella sede del Pentagono. La vendetta di Putin, pioggia di droni su Kiev, sdegno di Zelensky, von der Leyen annuncia aiuti per potenziare la difesa. Così il sorgere del sole a Kiev, domenica, il fumo nero di diversi incendi si è diffuso sullo skyline, lasciando un odore acre in varie zone della città, e danni diffusi a palazzi residenziali, uffici, negozi, scuole, magazzini, all'ingresso di una stazione della metropolitana, persino al Ministero degli Esteri ucraino e in piazza Maidan, il cuore del centro storico della capitale. Colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania, paese che ha convocato l'ambasciatore russo a Tirana, mentre l'onda d'urto non ha risparmiato gli studi delle emittenti pubbliche tedesche ARD e Deutsche Welle. Poche ore prima i vigili del fuoco lavoravano a tutto spiano con gli idranti per spegnere le fiamme in decine di edifici danneggiati, mentre i soccorritori evacuavano i feriti
tra le macerie. Sono stati utilizzati anche i cosiddetti supermissili. La pace si fa con l'amore, non con le superpotenze, dice il Papa nel suo discorso ieri, Papa Leone XIV, che richiama nuovamente alla pace. L'appello del New York Times: resistete a Trump. L'editore del quotidiano si rivolge ai media americani, il capitolare lo incoraggia ad attaccare la stampa. A Donald Trump bisogna resistere, perché capitolare anche nelle cose più piccole serve unicamente a incoraggiare l'amministrazione a continuare ad attaccare la stampa. L'appassionato appello dell'editore del New York Times, Sulzberg, è rivolto ai media americani e arriva mentre è calato il sipario su Stephen Colbert, il comico nemico del presidente, che ha spento le luci del Late Show della CBS dopo 33 anni in onda. Così, infatti, si solleva poi il tema della libertà di stampa e di satira. Energia, l'ostacolo è la politica, fonti rinnovabili frenate da burocrazia e veti locali, perché non si riesce a ridurre la dipendenza da estero e combustibili fossili. Sui prezzi dei combustibili fossili pesa Hormuz, ma ancora di più la speculazione. Sui prezzi dell'energia pesano Hormuz e la speculazione, certo, vale in tutto il mondo, ma in Italia, dove paghiamo l'energia assai più che in Francia, Germania e Spagna, pesano ancora di più i meccanismi di formazione del prezzo. Di fronte alla crisi determinata da Hormuz e dalla speculazione, molti governi hanno adottato misure di contenimento dei costi per le imprese e le famiglie. L'Italia, pur avendo la flessibilità di bilancio necessaria, ha puntato sulla non applicazione delle regole del patto di stabilità ai contributi pubblici per l'energia, così come avviene per gli investimenti nella difesa. Poi Marco Panara continua nel suo articolo a delineare quelle che sono le possibilità in Italia per calmierare i prezzi, ma anche per investire maggiormente sulle fonti rinnovabili. Il commento di Francesco Iori: il dilemma del centrodestra, Vannacci sì, Vannacci no. Questo sarà un elemento chiave per le prossime elezioni politiche nazionali, ma anche le elezioni dei capoluoghi, di Trieste il prossimo anno, o delle regioni che hanno a che fare con coalizioni allargate e adesso anche arricchite da Futuro Nazionale, che alle scorse invece tornate elettorali non c'era. La globalizzazione è in crisi e la manifattura non basta più, riporta l'ex governatore Visco, un mercato europeo dei capitali per sostenere le imprese. L'intervista da Venezia proprio a Visco. L'attualità: con 6 milioni al voto in 750 comuni, l'affluenza però è in calo. In Emilia Romagna si registra la contrazione maggiore. Basilicata, Campania e Calabria sono in controtendenza. In media nel 61% delle città a competere sono soltanto uomini. La polemica: il mirante democratico, la russa nella bufera. Forza Italia rilancia sui magistrati responsabilità civile, al lavoro sulla proposta di legge, ci confronteremo in maggioranza. La Lega apre, Fratelli d'Italia è più prudente su questo. Che cos'è la Repubblica? I video sul sito del Quirinale, la campagna del Colle per invitare tutti i cittadini a esprimere il proprio pensiero su questa parola, la parola Repubblica. Ancora politica: Salvini chiama i leghisti, Federica ci sarà, il no di Zaia. 2 giorni di confronto fra big per rilanciare il partito e spegnere i malumori. Matteo Salvini convoca i big della Lega in ritiro spirituale. Il Carroccio ha bisogno di ritrovare l'amalgama e rilanciarsi. Dopo la rumorosa uscita del generale Vannacci, malumori dei governatori del nord e i sondaggi preoccupanti in vista di un 2027 ad alta densità di scadenze elettorali. L'ex presidente del Veneto Zaia ha già fatto sapere di avere altri impegni, ma la pattuglia del Friuli Venezia Giulia non mancherà, a cominciare da Massimiliano Fedriga, che pure non ha nascosto lo scarso apprezzamento per le scelte di posizionamento di Salvini e la delusione per i rapporti interni ormai freddi con molti maggiorenti leghisti del territorio. Deputati, senatori, governatori e dirigenti a confronto anche in Friuli Venezia Giulia. Troppi mal di pancia. Saranno infatti momenti questi per discutere internamente delle situazioni del partito. Lavoratori stranieri in Istria, picchi record, nel 2025 ben 24.500 permessi, nel 2026 10.800 in 4 mesi. Visite in fattorie e assaggi con Strada delle Razze, stanziati oltre 800.000 euro per il nuovo progetto di tutela. Vučić da Xi Jinping in vista nuovi accordi fra Serbia
e Cina, qui la stretta di mano tra i due presidenti. L'ultimo saluto a Petrini e vi voglio un gran bene, trasmesso in pubblico un messaggio audio del fondatore di Slow Food. Folta presenza di persone nell'amata Pollenzo ci ha fatto sollevare lo sguardo, ha detto Moni Ovadia, sarà cremato e tumulato in forma privata. La preghiera per la prof del Cristo degli Abissi, sui studenti pronti a scendere a meno 17 metri, per un ricordo, oggi prende il via l'iter delle autopsie, parliamo dei sub delle Maldive, della professoressa, una delle professoresse che guidava questa spedizione, che verrà ricordata dai suoi studenti con una celebrazione subacquea, proprio per rimarcare la sua forte passione che l'ha però strappata via dalla vita terrena. Scuole aperte dal 31 agosto, scoppia il caso in Emilia, non ci sarà attività didattiche, la presenza è su base volontaria, la rabbia del turismo, perdiamo un mese così. La polemica innescata a Bologna. Pentecoste a Lignano, la tradizione si ripete, tra festa, risse, furti e rifiuti abbandonati, almeno 20.000 persone arrivate da Austria e Germania, soccorsi 40 giovani che avevano esagerato con l'alcol, il comune dice problemi inferiori agli eventi del passato, gli eccessi in riva al mare, con il racconto di queste serate ad alta affluenza di pubblico, in particolare di turisti stranieri, per questo cosiddetto spring break, la pausa primaverile, che come ormai da tanti anni porta veramente moltissime persone, leggiamo 20.000, soprattutto da Austria e Germania, a Lignano Sabbiadoro, ma anche alle altre località balneari vicine, Jesolo e Bibbione, per quanto riguarda il Veneto, in Friuli Venezia Giulia e Lignano a essere il luogo preferito per passare queste serate, che però da un lato sono un modo anche per animare Lignano Sabbiadoro in una stagione che ancora non è esplosa da un punto di vista balneare, con gli impegni scolastici, lavorativi e anche il meteo, che benché in questi giorni sia prettamente estivo, non lo era la scorsa settimana, per fare un esempio, ma ci sono anche i rovesci di questa medaglia, con risse, furti, rifiuti abbandonati e vandalismi sparsi nella città friulana di Lignano Sabbiadoro. Cremonini, show a Gorizia, rinforzi di polizia locale per il concerto di Cesare Cremonini. L'assessore dice a supporto ci saranno una ventina di agenti, arriveranno da Trieste, Cividale, Cormons, ma anche da Gradisca, ed è infatti previsto un arrivo di molte persone, 25.000 spettatori per Cremonini. Regione per gli ITS 14 milioni, più di 1.000 gli studenti, ok anche ristori ai comuni per gli immobili occupati abusivamente, via libera al nuovo prezzario dei lavori pubblici, aggiornati i costi dei materiali e la manodopera. Ricordo ancora il libro dei 50 anni del terremoto, un'iniziativa del gruppo Del Piccolo. La regione, internisti in burnout, 1 su 2 ne ha sofferto, notti, emergenze, burocrazia, il 6% si dice in condizioni di stress lavoro correlato. I dati sono emersi grazie al sondaggio presentato al Congresso Nazionale Fadoi di Rimini. Fasiolo del Partito Democratico, sia il trasporto sanitario agevolato riguardo proprio pacchetto sanità, in questo caso la logistica, invece il titolo si rifà più alla questione psicologica di chi lavora in sanità, alle prese con turni difficili, straordinari, ci sono anche situazioni di mancanza di personale che mette in difficoltà lo stesso personale operativo, ma anche una piaga degli ultimi anni, anche più di pochi, insomma decenni, è quella delle aggressioni al personale sanitario, che stanno davvero preoccupando le strutture. SMI, rinnovati vertici, integrativo ancora fermo, Natascia Gianni riconfermata presidente dello SMI del Friuli Venezia Giulia. Sempre in regione, 16 anni per iniziare a usare i social, ma non solo divieti, la famiglia Educhi. I risultati del sondaggio del gruppo del Nord-Est Multimedia in collaborazione con l'Università di Padova. La richiesta è quella di alzare la soglia di età e investire in formazione digitale. Tra gli effetti più temuti dei social, l'isolamento e la difficoltà anche di
relazione. Questi sono i dati, che è inutile che vi vado a leggere anche perché diventa noioso, del sondaggio con i social, i ragazzi, l'immagine della dipendenza, il totale poi complessivo sugli intervistati. C'è chi ha detto la priorità di intervento per tipologia non ce n'è bisogno, c'è bisogno di un controllo e una sanzione per far rispettare i limiti che sono già esistenti. Serve un'educazione digitale per adolescenti o genitori, ed è una delle risposte che hanno dato prettamente le persone senza figli, e poi una nuova legge che innalzi l'età minima di accesso, che invece è la risposta che hanno dato in prevalenza le persone con figli. A scuola il patto digitale tra prof, studenti e genitori, l'esperimento in 2 istituti veneti, niente cellulare agli adolescenti. Fondamentale una corretta educazione per gli adulti, dice l'assessore alla scuola, all'università e alla ricerca Alessia Rosolenne. Sport e studi universitari, un doppio impegno ad alto livello, così si può. Alex Buit Stella, docente dell'Università di Trieste, e il programma accademico Dual Career al centro di uno degli incontri di Sport Business Forum. I giovani non devono essere costretti a scegliere tra 2 percorsi, entrambi importanti, quello di poter competere a livelli alti con lo sport, ma anche di poter e voler studiare e proseguire un percorso accademico. Andiamo allo sport proprio, Trieste a Brescia con una chance per fare la storia, stasera gara 5, con un successo i biancorossi vanno in semifinale, l'obiettivo raggiunto solo nel 94. Coach Taccetti, sfida in equilibrio, giusto giocarsi tutto in un match, pronti a batterci fino in fondo. La Virtus risorge a Trento, Tortona pari col Venezia tra le altre partite. Il pranzo di Matjasic, un nuovo partner, i destini del club si giocano anche lontano da Palla Rubini, spunta l'interesse di un player da 2 milioni di euro, un investimento decisivo per il futuro della città. Triestina, l'ex Pizzul dice ricomporre subito la frattura con il tifo. Il Venezia Giulia batte il Ronchi e vola intanto in Serie C. Queste le parole dell'ex terzino alabardato. Daniele è una garanzia, ha detto, per quanto riguarda le figure dirigenziali nuove, che sono ritornate nuove, nel senso che ha appena firmato il suo riapprodo alla Triestina proprio Giuseppe Daniello nel ruolo di dirigente dell'Unione. Il valzer dei tecnici, il Brian sceglie Ebedin e Moras va al Charlins Muzzane. Qui vediamo i volti degli allenatori. Ancora calcio, Sandrin, missione Crass, puntiamo sull'identità. L'allenatore torna nel campionato di eccellenza con nuove ambizioni, sono bastati un paio di incontri col presidente Kozman per accordarci. Il club carsolino dovrà ora cercare di mantenere a Repen il bomber Barisic. Sfuma il doblette dell'Ufi, Coppa Regione alla Reanese, l'Azzurra Gorizia punta ancora sul tecnico Longo. Volley Club Trieste, Stefini torna coach, lo Slovoli ZKB si arrende, Supercoppa al Fiume Veneto. Il Venezia Giulia sale in C, delusione di Fidema Ronchi, lo Jadran chiede più spazi a Chiarbola, siamo sballottati per quanto riguarda allenamenti e strutture. Venigiulia, KO a Montebelluna, rimandato il sogno della B, poteva andare in Serie B vincendo a Montebelluna, la Venigiulia Rugby Trieste avrà un'altra possibilità, affronteranno il Riviera 1975 di Mira che ha battuto la Scaligera Verona. Venezia Giulia K a Grado, vittoria di Sofia Rocchetti. La marchigiana centra il titolo della Kermesse femminile, oggi al via per il tennis, il Città di Grado 2026, torneo maschile. Tachi For di Zammarchi vince il Melges 24, l'imbarcazione si è aggiudicata anche la Coppa Nordio. Cinà, prima volta a Parigi sulle orme del mito Sinner, a 19 anni è il secondo italiano più giovane dopo Yannick a vincere un match, splendida maratona contro l'americano Opelka, chiusa al quinto set. Milan, fallimento totale, Roma e Como fanno festa, l'Arianin Champions per la prima volta nella loro storia, disastro di rossoneri, poco il Cagliari, fischi di San Siro, scontri a Torino, un ultras in ospedale e derby partito in ritardo. Caporetto a Milano, scronati i velocisti, un norvegese batte 3 italiani in fuga, dietro Milan mastica ancora amaro. Qui abbiamo concluso così dunque la rassegna sportiva del piccolo. Faccio solo notare il titolo di City Sport, Si Sepol, che è uno dei colpi di genio di Roberto Urizio, sono sicuro, nella prima pagina del City Sport di questa settimana, che poi
guarda anche alla Triestina con il rinnovamento del CDA. Adesso le scelte per quanto riguarda l'Unione. Ci fermiamo qui con la rassegna di questo lunedì, tra poco in compagnia dell'assessore comunale Michele Babuder, vi ricordo poi dalle 9 alle 10 Silvano Magnelli del Partito Democratico, breve pausa, ci vediamo tra qualche minuto. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, come annunciato siamo in compagnia dell'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder, ben trovato. Buongiorno, ben trovati a tutti, buon inizio settimana. Abbiamo diversi argomenti di cui parlare, sono sicuro che anche i telespettatori la incalzeranno con richieste da una all'altra parte della città. Vediamo se saremo in grado di dare minimo riscontro. Intanto Marchesic, gentilmente potessi chiedere all'amico assessore Babuder se è possibile portare la fognatura pubblica anche sul Monte San Pantaleone via Racheli Alta, in sostanza sarebbe da allungare la rete fognaria di circa 100-150 metri in quanto nella parte bassa esiste già. Grazie Giorgio Marchesic. Al caro amico Giorgio rispondo che verificherò quello che è il piano di investimenti dell'Acegas. Sapete che tanto più in questo periodo il tema investimenti, acqua e anche fognatura, perché lì come in altre zone viene condiviso, per cui verificherò la fattibilità tecnica oltre che economica con la società e lo saluto cordialmente. Vi faccio vedere alcune foto, chiedo adesso in regia di poter inquadrare, grazie. Queste sono le foto che mi ha mandato lei, assessore Babuder, dei lavori della scala e del muro di via Pindemonte. Via Pindemonte. Sta proseguendo bene? Sì, mi fa molto piacere, ve le ho inviate perché abbiamo cercato invano di fare anche un servizio e dare un aggiornamento a chi lì e fuori da lì vive, non in quell'area, per far vedere quello che è un intervento che era atteso da molti anni, quindi la scala che va dal viale verso San Luigi, il muro che era crollato, chiuso da ormai io credo almeno 10 anni, ecco, era transennato, per cui sta proseguendo. Come vedete sono state messi quelle palificazioni, un po' come lo stesso intervento che si è realizzato per il rinforzo di altri pezzi di strada o di costoni in strada del Friuli piuttosto che in strada per Longera e in altri tratti, quindi non è solo diciamo un intervento di estetica, ma un intervento che va in profondità in tutti i sensi, posto che quelle palificazioni hanno fino a circa 15-20 metri, sono state effettuate con un enorme macchinario che viene ovviamente portato sul territorio apposta. Una volta rifatte queste palificazioni, quindi dato quel muro di sostegno, quella forza ulteriore di stabilità, viene rifatta tutta la parte superficiale a seguire la parte di asfalto. Noi abbiamo tentato di andare, ogni volta che siamo andati c'era brutto tempo, per cui è vero, sì. Nonostante questo dico svegliamo perché, i retroscena. sì, retroscena. Io e l'assessore Babuder ci siamo tenuti in costante contatto per dire andiamo una mattina a vedere lì, e poi pioveva, era boia, era strada chiusa, era tornato l'inverno, non potevo io, non poteva lui. Sì. Ciò nonostante insomma l'intervento è in avanzato stato, per cui questa era la parte più difficile e anche più impegnativa da un punto di vista anche di occupazione del sedime stradale, per cui questo è stato realizzato e da adesso ovviamente le lavorazioni saranno anche meno impattanti su quello che è l'asse di tutta l'area. Lì, come eravamo andati in scala a voi Guido Reni, che a voi sta molto a cuore ma un po' a tutti, dico, in quella zona dove stanno terminando, ovviamente avete già dato un aggiornamento dei lavori insomma, di rifacimento piuttosto cospicui. Da lì si passa in altre zone perché sono diverse decine le scale già messe a posto e che verranno e che sono inserite in questo lotto di manutenzione. Diciamo che questo è il periodo buono per i lavori, a parte un aprile quasi invernale. Il maggio ci ha regalato, se non altro in questi ultimi 10 giorni, delle possibilità temporali. Vedete che i lavori sono a strombatutto in diversi campi, dalle scale ai muri alle asfaltature piuttosto che agli interventi nei giardini. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Buongiorno carissimi dottor Bernardo e buongiorno al caro amico e proficuo assessore Michele Babuder, sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno signor Claudio. Buongiorno a voi carissimi. Approfitto assessore della sua presenza
perché forse mi potrà dare una positiva risposta, lo speriamo. Lei, Assessore, è a conoscenza dello spazio a campanelle da adibire in posteggi? È una proposta concreta che potrebbe risolvere un problema cronico di viabilità e sosta nel rione di Campanelle. Riguardo l'area periferica adiacente alla pista ciclabile, è subito attaccato al capolinea 33, c'è un appezzamento di terreno, attualmente ridotto a boscaglia in stato di abbandono. La proprietà del terreno, come lei sa, fa capo ad Asulci, ma secondo alcuni rilievi tecnici in quel perimetro si potrebbero almeno ricavare 33 preziosi posteggi auto a uso del rione. E in merito alla fattibilità dell'opera ho già provveduto io a contattare il direttore generale Assugi, dottor Antonio Poggiana. Quest'ultimo ha espresso massima disponibilità, confermando che l'azienda è pronta a valutare il cambio di destinazione d'uso e la cessione dell'area di concerto con il Comune di Trieste. Grazie per la sua cortese risposta. Un saluto a Papà Ezio. Grazie Claudio, Grazie, che era poi anche oggetto la stessa identica richiesta via mail che ha mandato Claudio. Ok, Prego, saluto. prego. Io ho avuto modo ovviamente di confrontarmi sia col direttore Poggiana sia con gli uffici per valutare quella che è la fattibilità tecnica da un punto di vista urbanistico, quindi di quelle che sono quelle norme. Effettivamente l'area che non è abbandonata è un'area verde, destinata a verde, quindi non è previsto che in quell'area da un punto di vista di piano regolatore possano essere inserite una tot quantità di parcheggi, ma già allo stato una minima parte potrebbe essere realizzata. È altrettanto evidente che però per realizzare quei parcheggi su una proprietà di terzi ci deve essere l'intendimento dell'immobiliare, del comune, dell'amministrazione di prendere in carico in proprietà a diverso titolo, che sia a titolo oneroso o a titolo gratuito, dall'azienda sanitaria. Ecco perché il confronto che ho avuto anch'io col dottor Poggiana, che mi ha evidentemente rimarcato, e lo ringrazio alla massima disponibilità, però dice deve partire da un atto ovviamente del comune ufficiale, anche perché sarebbero parcheggi di asservimento a un impianto sportivo dell'amministrazione comunale. Da parte del sottoscritto, come sapete, gli uffici stanno lavorando su più fronti per quanto riguarda, da un punto di vista di previsione urbanistica, l'adeguamento del nostro piano regolatore generale comunale al piano paesaggistico regionale, procedura che io intendo portare a termine con il contributo di tutti entro quest'anno, quindi tra settembre e ottobre. Eventualmente si potrebbe valutare di allargare anche quel perimetro in parte già disegnato per la questione parcheggi, però è altrettanto evidente che poi sarà l'amministrazione comunale, in base a quelle che sono risorse, volontà, disponibilità e interesse, di rendere dei parcheggi di asservimento. Diciamo che c'è una parte previsionale, una parte di acquisto e brutalmente detta monetaria, se mai ci dovesse essere uno scambio a titolo oneroso, e poi una parte di realizzazione che contempla evidentemente delle risorse per un'opera pubblica. Un'altra mail che chiede all'ospite: chiedo se fosse possibile eliminare le scritte che lordano i vari sedili e o muri di Piazza Venezia e zone limitrofe, quindi pulizia. Sì, sulle parti pubbliche evidentemente sì, purtroppo è una rincorsa, io dico, contro il tempo. Voi avete visto che circa 2 mesi fa le panchine che erano state lordate a Barcola in marmo si è cercato prontamente di pulirle. Effettivamente purtroppo rimangono ancora dei segni che risulteranno scomparire solamente col sole, con gli agenti atmosferici, perché purtroppo ci sono molte scritte che vengono realizzate con delle sostanze chimiche che è difficile di sciogliere. Altra questione è, purtroppo visto su molti muri privati queste scritte. In Piazza Venezia sulle panchine certamente potremo più che forse riuscire a eliminarle con idropulitrore o prodotti chimici, magari verificare di poterle ridisegnare, ripitturare, così come è stato fatto in altri siti. Prendo per buona la segnalazione, insomma. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, Nadia Bellina. Buongiorno Nadia. Signora Nadia. Un saluto all'assessore e un saluto anche a lei, Bernardo. Buongiorno Nadia. Buongiorno. Prego. Allora, intanto, come dice in Triestino, un'onta una sponta. Ringrazio Babudo per tutto quello che sempre fa quando gli faccio una richiesta però piccina, però
urgentemente avremmo bisogno di mettere a posto i marciapiedi che, venendo da Trieste verso Picina, sia in via Nazionale che in strada per Vienna, sono veramente pieni di buchi. E poi sul lato strada per Vienna, anche sul lato sinistro, dopo l'incrocio per via di Basovizza, anche il lato sinistro avrebbe bisogno di essere rifatto. E anche, proprio questo sarebbe molto molto urgente, davanti alla farmacia in piazzale Monterè ci sono tanti buchi e le persone che vanno in farmacia rischiano di cadere. È una richiesta che avevo già fatto tempo fa, però d'inverno i lavori non si possono fare, adesso andiamo incontro alla bella stagione. Assessore, si può fare qualcosa per Officina? Questa Nadia se la sponta o se l'onta? Allora, le dico chiaramente, lei ha visto, o meglio tutti voi avete visto quelli che sono stati i comunicati del Comune, ma soprattutto i lavori eseguiti in queste ultima settimana io direi, perché vado di notte a vedere i cantieri a partire da via Milano, via Embriani, questa notte via Gallina, poi ci sarà l'incrocio con via Carducci, in buona sostanza quelle che sono purtroppo, io dico, arterie percorse dai grandi mezzi urbani, quindi anche quelli del trasporto pubblico locale molto utile, ma che evidentemente hanno un tonnellaggio che va a incidere notevolmente su quello che è il tappeto usurabile del manto stradale. Le dico con sincera verità, alcuni interventi di quelli che vedete adesso sono stati sostenuti e sono sostenuti con fondi messi a disposizione a dicembre del 25, per cui quel €1.000.000 famoso sul quale poi nei prossimi giorni si andrà a intervenire anche nel rione di Greta, quindi via Salita Madonna di Greta, via Cisternone, via Svevo e in parte via Baiamonti. Il Consiglio Comunale si appresta, la Giunta l'ha già fatto, a deliberare e quindi ad approvare questo ulteriore stanziamento di 3 milioni che avremo a beneficio dal 15 di giugno tendenzialmente. Io dico sempre, signora Nadia, che quando i soldi vengono stanziati e i lavori vengono realizzati passano indicativamente 8-10 mesi, questo è un dato di fatto, per cui con le coperture che ho a disposizione è in programma di fare alcune vie a Opicina. Non so se riuscirò a dare titolo e soddisfazione a tutte quelle che sono le sue richieste, ma alcune zone sono già state inserite negli stessi lotti di adesso, ecco. Anche perché assieme al milione del dicembre 2025 c'è anche invece, e qua lo devo rendere effettivamente noto, un ulteriore piccolo stanziamento di un accordo quadro più grande che era risalente al 24 e nel 24 ovviamente alcuni lavori sono stati sospesi in ragione di ulteriori interventi sui sottoservizi, per cui ad esempio via Milano non è stata fatta in maniera definitiva prima, pur essendo le risorse ascrivibili al 24, perché doveva intervenire a Cegas e sarebbe stato un controsenso buttare via e fare una tavola da biliardo per poi farla rompere subito dopo. Certo. In via Salita Madonna di Greta e Salita di Greta sapete che io sono furibondo perché tutta quella zona lì è stata distrutta da un cantiere dell'Ater fermo. Peraltro poi io devo mettere a posto la strada rovinata da un cantiere che non ha portato nessuna soddisfazione ai residenti. Quello di Largo Soppo? Quello di Largo Soppo, naturalmente. Okay. Bene, comunque io spero che Officina e i marciapiedi, secondo me, non hanno bisogno di interventi della Cega. No, certo, dipende. Comunque qualcosa facciamo anche lì, signora Nadia, sicuramente, va bene? Va bene, io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Nadia, la verrò a trovare uno di questi giorni. Arrivederci. Grazie. Nadia. Andiamo a leggere poi. In realtà la Nadia è una vera sentinella del territorio là sopra, perché è una macchina, devo dire, anche comprensiva, nel senso che... Sì. Ogni tot io vado a Opicina anche con il piacere di bermi un caffè con Nadia Bellina e mi faccio dare tutto un elenco di priorità, di segnalazioni e dopo poi chiamo i due assessori. Ma credo che siamo in 3, c'è la Serena Tonelli, il sottoscritto e lei Elisa Lotti, abbiamo fatto 3, no? Infatti io sono il vostro incubo ormai. No, perché...
Buongiorno, chiedo di interessare gli uffici di competenza all'altezza del California, la scala in ferro che va a mare, ma anche il primo scalino partendo dal mare, scrive una telespettatrice. L'assessore ai lavori pubblici, Elisa. Vi sarò grata se potete chiedere al vostro ospite se con gli ulteriori stanziamenti sarà possibile provvedere al rifacimento del marciapiede in via del Ronco, segnalato e risegnalato del 2024. Dopo le segnalazioni il Comune ha posizionato le solite transenne, allego foto, grazie dell'attenzione Marina. Andiamo a vedere le transenne posizionate, così anche io chi dico manda per le lì foto come non altrove, lo fa purtroppo di notte vado in giro in macchina, io ho diciamo, la localizzazione di tutte le vie che abbisognano di qualche cosa. È evidente che è un lavoro continuo. Adesso con gli uffici stiamo valutando quella che è la programmazione in base naturalmente alle priorità, allo stato manutentivo e soprattutto a quello che è l'utilizzo di quello stesso manufatto. Per cui mi rendo conto che molte vie anche in periferia necessitano di interventi, non vi nascondo però che sono molte e di più anche le vie che sono in centro e che necessitano di interventi. Questo perché in centro è molto più difficile riuscire a chiudere la sezione stradale, il marciapiede stesso perché vi sono numerosissime attività, tanti interventi si sono realizzati proprio nella zona di Valmaura, per cui zone che sono semi-centrali o semi-periferiche che dir si voglia, ma dove è anche più facile riuscire a gestire la questione con i flussi di traffico. Peraltro oggi pomeriggio, questa sera, partiranno i lavori anche di rifacimento di tutto Viale Miramare, nel lato che va dal cavalcavia ferroviario fino verso Roiano. A Roiano tutti quelli che sono i rappezzi che sono stati fatti in via provvisoria da Acegas o da ERA per portare l'implementazione ovviamente nel progetto Smart Grid dei cavidotti verso il Porto Vecchio, verso la città, saranno oggetto di rifacimento e quindi abbiamo inserito di concerto con la società quelle stesse vie proprio per un'asfaltatura complessiva, di modo tale che anche in quel rione chi ha subito sotto casa, per intenderci, la rottura, lo scavo, abbia ovviamente quello che è un ripristino definitivo. Partiamo da Viale Miramare perché evidentemente in Viale Miramare con il flusso di traffico verso la località di Barcola per il mare nella bella stagione è maggiore, poi si proseguirà però lungo tutto il perimetro che è stato toccato, quindi per arrivare fino a Campi Elisi via San Marco, per intenderci. Ecco. Questa è la foto che ci manda la telespettatrice che ha scritto poco fa del buco di via del Ronco, la facciamo vedere e c'è la transenna con il sacco che tiene ferma la transenna, qua c'è questo buco. Non vi nascondo una cosa, questa foto che mi è nota, il comune mette la transenna, però il comune mette la transenna per un segnale anche evidentemente per segnalare il pericolo. Certo. In questo caso voi vedete che vicino c'è un pozzetto, non le so dare la piena certezza che sia così, ma spesso le transenne sono messe vicino a pozzetti che sono di proprietà condominiale, che evidentemente rotti hanno scavato e poi l'asfalto frana. Il fatto che vi sia quella transenna non vuol dire che sia il marciapiede, anzi il comune è altrettanto parte danneggiata tanto quanto il condominio, tutte le persone che vi passano. Ricordate in via Barbariga quell'episodio ormai noto di un tombino e di un tratto di marciapiede in condizioni fatiscenti che è durato per circa 2-3 anni nell'ambito di una controversia con il condomino o condominio anzi privato che evidentemente doveva fare dei lavori sulle proprie cantine sotto, insomma, comunque dei sottoservizi. Ancora una telefonata, sentiamo, buongiorno. Volevo chiedere, buongiorno a tutti e due prima di tutto. Buongiorno. Volevo chiedere al geometra Babuder Al geometra. il tempo per fare... buongiorno a tutti e due di nuovo. Sì, prego. Volevo chiedere al geometra Babuder un tempo limitato per fare la via Svevo, perché c'è un continuo Via passaggio Svevo. dei carri armati là. Quanto tempo bisogna aspettare ancora? Okay. Le ho appena detto, buongiorno innanzitutto, ho appena detto che è oggetto delle prossime settimane, quindi nelle fasi notturni verranno come si chiama? Fresate gli asfalti e rifatto, quindi nell'arco a partire da oggi delle prossime 2 settimane lei vedrà l'intervento in via Svevo e anche in tutte le altre vie che ho nominato prima. C'è un
percorso di guerra tra gomme, Sì, sospensioni e spostamenti del collo che si ciapa, le robe dei matti. La comprendo, che dico anche però qualcos'altro. Noi faremo quella strada e purtroppo lei sa come è iniziata, anche io non voglio chiamarla battaglia perché non mi piace, ma un confronto attivo con l'autorità di sistema portuale, indipendentemente da chi sia il presidente, perché prima di aprire una piattaforma logistica in quella zona dal 2015 il comune aveva inserito la clausola che dovesse essere realizzata una rampa per i camion. Sì, perché Ecco, camion che... bravissimo, quindi mi che conosco anni. abbastanza bene quella via, avendo avuto lì il nonno e ancora il padre, il papà, il babbo, le assicuro che a me fa male vedere i bambini che vanno a scuola davanti passando tra i camion. Noi che adesso andremo a spendere per rifare un asfalto, io sono 3 anni che francamente aspetto di vedere la realizzazione, anzi la progettazione di quella rotatoria di via Doda Scalo Legnami. Una cosa solo che chiedo, mi stavo in via Ronchetto, dalla via Ronchetto che mi devo andare alla casa Maus di mia moglie, passo per Baiamonti e un giorno lo contai, i busi che faccio per fare quel tragitto da Ronchetto a Baiamonti, e 12 busi. La che aveva poca spesa però, che aveva poca spesa, che si ricorda anche i busi, i numeri. Amico mio, per 4 anni che faccio quella strada. Glielo dico affettuosamente, io avevo il nonno che mi raccontava tra Svevo 36 e Baiamonti, ma lo dico con simpatia se posso, ecco, se mi è consentito, prendo con... sempre sopportare. Sì, certo. Bisogna sempre sopportare. Grazie. Una persona solo di me che sei una roba dei matti. Vabbè. Prendo con assoluto rispetto e le dico... Ma sei una persona irragionevole. Va bene, grazie. Grazie a lei, buona giornata. Sì, non sono geometra, ma insomma vabbè, non è quello che cambia. Mi fa piacere, io mi ricordo proprio in quel tragitto, a parte che adesso, al di là degli scherzi, è stato recentemente fatto anche il tratto del marciapiede invece di via Baiamonti, una parte a monte e una parte centrale, e evidentemente tutti quelli che noi vediamo i buchi, non sai che sono buchi, sono i passaggi e i collegamenti fatti per i condomini privati da chi ha la gestione dei sottoservizi. Questo è un tema per cui tutte queste che dovrebbero essere, come in via Molino a Vento, asfaltature che poi vengono ripristinate, però devono passare minimo 6 mesi per quanto riguarda l'attecchimento del manto, del sottofondo. Ad esempio via Ginnastica, voi sapete, abbiamo fatto una minima parte dei marciapiedi, adesso ad Acegas, a dire il vero già lo scorso anno, avevo chiesto di rifare tutto quello che è il tragitto di strada che va da via Rossetti fino a piazza Goldoni, e anche quello verrà inserito a carico di Acegas, perché per me il risultato che c'è stato nell'altro mandato, insomma, quando si è deciso di rifare quella strada, lascia alquanto desiderare, considerato che ci sono solchi di 50 centimetri. Ecco. Dobbiamo andare in pubblicità, 8:30, breve pausa, torneremo tra poco. E torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia dell'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babudera. Avete la variazione di bilancio estiva, no? Tra un po' la affronterete, ci sarà il solito, come direbbe Bosazzi, cinema degli emendamenti, ma vabbè. Ci saranno poste dedicate in più al suo assessorato per quanto riguarda, non so, verde pubblico? Vuole tirarmi sotto acqua? No, neanche sul ghiaccio. No, io le dico, io sono contento se vengono riservate, se tutta la giunta e anche il sindaco hanno ben chiaro quelli che sono obiettivi e priorità. Bene, se adesso vengono stanziati 3 milioni sugli asfalti in un'unica manovra, è evidente che questi 3 milioni non saranno risolutivi di tutto, però sono una boccata d'ossigeno rispetto a
una necessità di fondi di risorse che io sostenevo da un anno all'incirca. Mi ricordo che litigavo con l'amico Bertoli la scorsa estate in questo periodo. Il problema lì, mi dica lei, sono le risorse o la possibilità di mettere a terra i progetti? Perché poi c'è anche un tema di personale, cioè se negli uffici ci sono 10 persone, ma ci sono 100 richieste di interventi, quelle 10 fanno 10, non ne fanno 100, giusto? Assolutamente ragione, qua io le dico, a beneficio di tutti, ci sono due ordini di ragione. La prima ragione è economica. Nel momento in cui noi andiamo a destinare, dicevo, le risorse, indipendentemente da quante esse siano, passano circa 10 mesi per riuscire a vedere, indipendentemente dalle persone che lavorano negli uffici, i lavori effettivamente sul territorio. Questo perché per fare il progetto, se va bene, minimo un mese, si fa la gara, gli importi sono piuttosto rilevanti e quindi c'è un'attesa anche poi per la definizione della graduatoria di circa 90 giorni, siamo già a 3 mesi. Tendenzialmente noi mettendo i soldi a giugno e a luglio cadiamo nell'assegnazione dei lavori nel periodo invernale e nel periodo invernale i lavori non vengono effettuati. Arriviamo a maggio e quindi sono passati 6 più 3 mesi, quindi ecco perché io dico sono 6-10 mesi il tempo necessario in cui in tutte le città si fanno delle asfaltature. Stamattina venendo qui con voi sentivo il notiziario regionale perché non riuscivo a seguirvi e c'erano i comunicati del comune di Pordenone, di Udine, di Trieste che dicevano quali strade saranno interessate dai lavori. È altrettanto evidente che per me c'è anche una questione, lo dico da assessore che ha quel servizio a cuore come tutti quelli che mi riguardano, di carenza del personale. Questo non è detto che incida, anzi io dico per fortuna fino ad ora non ha inciso tanto questo. Poi se vogliamo raccontare delle frottole, raccontiamo che gli uffici non sono in grado di fare i progetti. In realtà la prima tempistica è quella che ho poc'anzi evidenziato. C'è un tema che rimane di carenza del personale nel momento in cui ci sono i lavori che il sindaco segue sul Ponte Bianco e sul Ponte Verde, i prossimi appalti dei 3 milioni che evidentemente necessitano anche quelli di computi metrici e quindi anche di una progettazione esecutiva che io poi porto all'approvazione della Giunta, i cantieri di Piazza Goldoni, i cantieri di Piazza Sant'Antonio, i cantieri che abbiamo visto in via Pindemonte e quelli delle scale. Praticamente sono lo stesso servizio che svolgono queste attività, che è attività ordinaria, però prevede anche in alcuni contesti degli accumuli di lavoro. Io continuo a dirlo da mesi e non sono il solo, ci sono anche altri colleghi, che quel servizio è sottodimensionato rispetto a quelle che sono le necessità, così come sono sottodimensionati i servizi tecnici e le professionalità tecniche di questa amministrazione, per cui un ragionamento di lungo periodo per me va fatto. C'è poi una ulteriore considerazione che riguarda anche, a me non piace usare questo termine, ma viene comunemente definita l'emorragia dagli uffici del Comune di Trieste verso altri lidi, siano quelli delle regioni, non so se poi il personale della regione, anzi credo che sarà così, andrà a finire o ex EDR nelle province, però è altrettanto vero che per me l'emorragia non è una causa, ma è semplicemente un effetto secondario di, non voglio dire un malessere, ma forse anche di una non felicità di partecipare in un ambiente in cui o si è poco valorizzati o si è comunque sotto pressione costante. Quindi l'organizzazione interna degli uffici evidentemente è stata anche più volte segnalato e so che sta a cuore a molti, quella che è la necessità di implementare un organico che poi non veda un dipanarsi delle risorse professionali appena entrate. Non è la mia intenzione dire che il personale non è all'altezza, io la faccio più una questione di volumi. C'è 10 persone competenti ragione, ma 100 cose da fare, gioco forza qualcosa resta indietro, no? Vedo, sì, però io tendo a non dare mai e non voglio mai dare la colpa al dicevo tecnico, è una causa oltre a... perché sta all'assessore prendersi le responsabilità e a ciascuno di noi oneri e onori. La burocrazia, sì, per amor del cielo, potrà essere un cavillo e una somma di fardelli, però ci deve essere anche una pianificazione di quelle che sono le lavorazioni e i lavori. Allora io non ho cantieri
tra quelli che riesco a mettere in campo che abbiano dei ritardi. I ritardi si creano nel momento in cui o non hai le risorse o c'è una ditta che si tira indietro. Certo. Però per quanto riguarda, voi l'avete visto, Piazza Goldoni, i giardini che abbiamo fatto negli altri anni, ecco, nell'ultimo mandato a me piacerebbe incidere molto di più sui giardini, perché siamo riusciti a dare una bella soddisfazione. Quando io vado a Barcola vedo anche l'aiuto che ci è stato dato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, ma vedo anche con risorse proprie quello che è stato realizzato nel Bosco del Farneto, in Villa Revoltella, a Valmaura, in altre zone in cui si sono recuperate sia aree giochi sia manufatti di pregio. Villa Engelmann, quanti anni abbiamo visto il colonnato di Villa Engelmann così mal ridotto, adesso è stato riportato al proprio splendore. Mi piacerebbe riuscire a incidere nell'ultimo anno in quelli che sono spazi comuni che vanno a beneficio della collettività e che tutti noi andiamo cercando in quelle che sono le nostre ore libere. Ecco perché quando si parla di quante risorse hai Babude per i giochi, io preferirei avere le risorse per i giochi in più piuttosto che averne in più per fare la recinzione di Piazza Libertà. Lo dico chiaro e tondo. Evidentemente il sindaco spesso, a cui voglio benissimo, ma spesso dice c'è chi è interista, chi è juventino, chi è sampdoriano. Ecco, io non sono udinese, però mi farebbe piacere riuscire a dire 1,2 milioni per i giardini, ne metto quantomeno 600 per riuscire a fare altre aree giochi per i bimbi. Credo che per me sarebbe prioritario, al di là di quello che è il merito di Piazza Libertà. Le faccio un'ultima domanda e io poi lascio le telefonate, il mail, poter parlare con l'assessore. Quanto è vero ciò che dice l'opposizione, che le energie umane ed economiche verso la cabinovia hanno rallentato i lavori pubblici che fanno capo al suo assessorato? Al mio cioè assessorato, strade, marciapiedi, giardini, al mio assessorato molto poche, perché francamente chi si occupa delle strade non si occupa della cabinovia. Chi si occupa dell'area verde, del servizio verde, si è occupato della pianificazione, ad esempio, della Bretella, dove l'area verde è stata già realizzata ed è in capo alla manutenzione di chi l'ha realizzata. C'è un servizio pianificazione che in realtà era stato investito ma negli anni precedenti per quanto riguardava la variante, per cui non ha inciso brutalmente su quelli che sono i servizi direttamente delegati al sottoscritto, okay, insomma, per responsabilità politica. Spesso le dico, ho sempre contrastato, al di là del merito della cabinovia, quella che è la diceria, sono impegnati lì e non fanno altro, esatto, perché è un qualche cosa che non ha una vera e propria ragione, insomma, tanto quanto è sbagliato dire i fondi che si potevano utilizzare, che si voglia mettere sulla cabinovia, ministeriali, sia chiaro, potevano essere destinati ad altro. Quei fondi che sono arrivati dall'Europa, dal Ministero, poi per la cabinovia rimanevano per la cabinovia. Altro è dire i fondi che sono stati dati, io dico come anticipo cassa o come copertura dall'amministrazione comunale. Se ne ho, io continuo a dire, e credo che sia nell'interesse di tutti, che sarebbe bene spenderne quanto prima per le opere che servono a tutti, piuttosto che tenerli magari accantonati. Ecco. Abbiamo una telefonata, sentiamola, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno signori e buongiorno al signor Visentin, che è sempre della mia idea. Prego. Quando parlo di metal detector, siete complici, perché non mettete il metal detector? Medao doveva fare 1 anno e mezzo fa, sembrava che, invece niente, siete parolai. Quel metal detector lì servirebbe e non sapete neanche cos'è, perché nessuno dice cos'è, come è fatto. È fatto 20 per 10 per 5, è piccolo, che sta nella tasca degli agenti e non lo mettete in opera, come l'avete messo nella risiera di San Saba. Ma cosa ci vuole? Gli anziani, i vecchietti che sono praticamente borseggiati, vi cacceranno a casa. Un'altra cosa, l'Electrolux
Perché non proponete al governo di mantenere aperta l'Electrolux risparmiando in cassa integrazione, facendo lavorare e guadagnare? Perché deve guadagnare un privato e non il governo? Grazie, mandi. Grazie. La telefonata del signor Franco è arrivata subito quando ha detto che non tifo udinese, no? È arrivata da Udine Nord. No, al di là del merito, io dico, sulle politiche della sicurezza risponde l'assessore alle politiche della sicurezza, non so effettivamente se è intendimento dotare gli agenti della polizia locale di metal detector o meno, non so quale sia l'efficacia, so che stamattina in Piazza Libertà, come altrove, era operativo il cane che era stato sostenuto e che francamente, io devo essere sincero, inizialmente un po' come idea magari dicevo può essere residuale, invece ha avuto un ottimo risultato, dico anche in termini di quello che è stato il contributo per scoprire stupefacenti e altri tipi, insomma, di sostanze, per cui per questo va il mio plauso. Poi per il resto non vi nascondo che ne ho abbastanza delle mie per permettermi di dare delle indicazioni sulla sicurezza. Certo è che per tante fattispecie, e ritorno anche al controllo in generale di Piazza Libertà, c'è una questione di controllo. Non credo che quella soluzione di cui abbiamo parlato prima, di recinzione, possa dare un beneficio, posto che ci sono almeno 3 aree in Piazza della Libertà, che sia l'ex Tripkovic, che sia quella piccola dietro al monumento dedicato all'Esodo, che sia quella propria di Piazza Libertà. Non ho ancora capito cosa recinto. Detto questo, temo che poi ci si sposti in Piazza Goldoni o ci si sposti altrove, per cui il tema fondamentale per me è quello dei controlli, che mi pare nelle ultime settimane anche il prefetto, d'intesa con la questura e tutte le forze dell'ordine, abbiano inteso aumentare, ma c'è anche una necessità per me di trovare anche una seconda via, che è quella, non voglio dire del dialogo costante, però di un confronto, questo sì, perché è effettivamente noto che ci sono anche delle velleità, non voglio dire politiche, ma che certo la politica è quella che è l'ideologia di ciascuno, incide anche su quelle che sono le scelte. Voi vi ricordate che se adesso passate per Piazza Libertà, la Piazza Libertà è la piazza di tutti, perché io ho inteso fare quel piccolo recinto di Sissi, nel momento in cui però vedo 2 che lo scavalcano, devo iniziare a dare delle sanzioni o quantomeno a espellerli da subito, insomma. Una mail dice: quando verranno demoliti gli edifici ex caserma Beleno situati sulla via Scomparini, che hanno i tetti sfondati e sono fatiscenti, si potrebbe creare un parcheggio o un bel giardino? Chiede Loredana. Non ho idea di quelli che sono gli intendimenti né per la caserma né per l'immobiliare, forse magari posso chiedere o chiederete voi agli assessori competenti. Buongiorno, se possibile volevo chiedere all'assessore Babudar sui lavori in oggetto via Boccaccio, che da febbraio insistono nella via, che per mesi avevano bloccato l'utilizzo di alcuni box ed ora ne bloccano in parte altri. Le tempistiche terminano i lavori e poi le strade di Trieste sono ormai tutte rovinate con buche causate dagli autobus e sono pericolosissime in bus, come salite di Greta, via Commerciale, via Cordaroli. Grazie, Paolo. Signor Paolo, intanto dico che alcune di quelle vie che mi hanno menzionato, se non l'ha sentito prima, magari la mail era di pochi minuti fa, saranno oggetto di intervento. In via Boccaccio è intervenuta e sta intervenendo Acegas per il rifacimento di una delle più grosse condutture. Effettivamente i lavori, come mi hanno testimoniato loro e a molti residenti, è stata data una comunicazione direttamente da Acegas, si sono prolungati per le difficoltà e soprattutto perché hanno visto che i manufatti sotto avevano un deterioramento tale che ne ha reso necessario la sostituzione complessiva, per cui hanno sofferto o stanno soffrendo i residenti un po' di lavori che non competono al comune, ma che evidentemente, una volta aperta la conduttura più ampia che porta i sottoservizi in città, era improcrastinabile fare delle lavorazioni più complete. Certo. Lì, come ad esempio in Piazza Volontari Giuliani. Piazza Volontari Giuliani è un altro cantiere Acegas che apparentemente è fermo, in realtà non è fermo, perché hanno fatto delle progettazioni esecutive nel frattempo, perché purtroppo hanno iniziato l'intervento che voleva essere più contenuto, hanno visto che la necessità di intervenire era maggiore e da lì maggiori risorse, maggiori
necessità di tempi anche per le progettazioni esecutive. Agegas è assolutamente conscia di quelle che sono le necessità, sarebbe irrealistico chiudere adesso una volta che stanno già facendo i lavori. È un po' quello che dicevo, chiedo scusa, prego, no, abbiamo una telefonata, così allora di andare un po' più rapidi, che abbiamo tantissime mail che stanno arrivando. Buongiorno, chi è in linea, prego. Sì, pronto, buongiorno, lei è il signor Babuta, Bruno il telefono. Prego. Buongiorno signor Bruno. Ecco, avevo tanta buona occasione di trovare il signor Babuta a riguardo Piazza delle Libertà, abbiamo parlato tante di quelle volte, ma che il sottopassaggio, perché non viene ripristinato? Secondo me anche sarebbe più scorrevole per il traffico, perché si eviteria i semafori, no? E chiaramente chiuderli, perché adesso sono passate le app, perché dico tante di quelle volte, gli ha messo Lamierini. Sì, che è una roba, proprio, per l'amore di Dio, a parte che altri problemi, Dio, che insomma non si deve parlare. Però se con un porta che chiude, che porta riguarda i giurati di frente o qualche ditta che apri e chiudi, chi vi si ripristinare, perché avrebbe sempre quel sottopassaggio, ripeto, lo voleva tanto di quelle volte, che alla fine è un peccato, un spreco, e ripeto, con quel pataflac che ha messo tesoro allá per metterlo proprio, eccolo, no? Allora mi saluto il signor Michele, ripeto, abbiamo avuto tante volte l'occasione di trovare, saluto lei e grazie. Grazie. Grazie a lei, io sì, il signor Bruno, ricordo di avergli dato anche la spiegazione, nel senso che il fatto di poter utilizzare quel sottopasso non va a incidere su quella che è la viabilità sopra, nel senso che gli incroci devono essere comunque regolati per chi proviene dalla zona di via Commerciale, per chi attraversa ovviamente Viale Miramare in ambedue i sensi, e quindi non è che si andrebbe a eliminare diciamo, la regolamentazione di superficie semaforica. Quel sottopasso, le lo dico francamente, è stato chiuso perché era utilizzato come una latrina, e andare a pulire ogni giorno quella latrina in maniera molto profonda, uno era oneroso, due era diventato secondario proprio rispetto agli attraversamenti di superficie che sono stati realizzati. Esatto. Altra telefonata, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Prego. Ecco, volevo fare una segnalazione per quanto riguarda Via Romagna. La Cegas l'altro anno ha messo dei tombini dopo il passaggio a livello del tram di Opicina in Via Romagna, logicamente. Il lavoro è stato fatto non male, ma di più, perché non hanno ripristinato i dati, cioè il pavè, non il pavè, il Masegno, i cubetti in Masegno non li hanno messi a posto, e dall'altro anno è sempre un lavoro. Adesso è la terza volta che il comune manda a riparare con asfalto tenero il buco, e adesso sarà la quarta volta che vengono a riempirlo. Quarta volta. Stessa cosa è successa in via Ovidio, dove stessi cubetti di porfido si sono stati, diremo, levati, hanno messo il betume e 7 volte sono venuti a ripristinarlo. Mi dice il civico, al di là dei numeri, mi dice il civico di dove sono sti tombini, per favore? Al 176, dopo il passaggio a livello proprio del tram di Opicina di Via Romagna, a destra hanno messo il tombino, hanno fatto un lavoro da cani, ma proprio da cani, perché non sanno lavorare, mettere i cubetti non li sanno mettere, e logicamente non li mettono, asfalto logicamente tenero. Questa è la quarta volta che vengono, perché io ho parlato con l'ufficio vostro, con il signor Caracoi, e gli ho spiegato, basta, no, se mandano gli operai che li mandino magari col cemento, rimettendo i cubetti, ma non mettere quell'asfalto tenero. Vabbè, abbiamo capito, andrò a verificare Sergio, quello che è. Io mi premeva capire se era prima o dopo l'intervento che invece riguarda tutta la Via Romagna, perché credo che quello possa essere apprezzato
nonostante la lungaggine che avevamo sempre detto, circa un anno e mezzo, posto che la via Romagna, che era la via che aveva più interventi, credo, parziali di tutta Trieste, perché nessuno aveva il coraggio, l'onere, voleva prendersi l'onere di intervenire, invece via Romagna entro quest'anno sarà totalmente rifatta nei sottoservizi, quindi mi premeva capire se quella che ci sta segnalando il Signore è all'interno di quella zona, quindi sarebbe inutile andare a mettere i cubetti se poi effettivamente su tutta la via Romagna invece i cubetti in porfido saranno levati. Volevo chiedere all'assessore perché sempre più spesso i lavori di asfaltatura durano sempre meno, è un problema di qualità dei materiali o della realizzazione? Cosa si può fare per renderli più duraturi? È un problema di mezzi che vi passano sopra, tendenzialmente. Ci sono mezzi sempre più pesanti, le nostre stesse autovetture, vediamo come hanno cambiato immagine. Prima abbiamo fatto riferimento agli autobus, al trasporto pubblico locale, voi potete immaginare quale può essere soprattutto. Mi riferisco ai mezzi, quelli che sono cosiddetti snodabili, quindi quelli doppi, impiegati su alcune linee, che quanto incidono su quelli che sono gli asfalti. In via del Perarolo, dove il traffico è piuttosto sostenuto, ma non ci sono mezzi pesanti perché è precluso anche, ad esempio, ai furgoni sopra un determinato tonnellaggio o ai camper, piuttosto che non essendoci un trasporto pubblico, evidentemente l'asfalto dura di più. È il tema che io tendo a porre generalizzato. Noi spesso guardiamo il buco, però non andiamo a vedere quali sono le cause, e c'è anche una questione di controllo, perché effettivamente quando noi vediamo mezzi che passano per martiri della libertà, ci sono dei cartelli. Io ho visto che ieri la consigliera dell'opposizione Pucci ha mandato subito una nota stampa a tutti. Io ricevo una mail di domenica pomeriggio e corro dietro, non corro dietro la stampa, però mando una mail e ho eliminato il pensiero. Non so se la consigliera Pucci magari è andata a vedere anche le vie dove i cartelli e la cartellonistica esiste lo stesso. In via del via Perarolo, via del Boveto, come ad esempio in via dei Moreri, passavano camion in continuazione, o addirittura le corriere che spesso venivano a rimanere incastrati. Ci sono dei segnali, ho fatto disegnare anche dei segnali per terra enormi con il divieto di carico, ciò nonostante i camion o i trasportatori li utilizzano lo stesso, come le corriere. Ed è colpa di Babuder. No, noi guardiamo spesso il finale, sì, però ci preoccupiamo di guardare quella che è la causa. Ecco. Barcola è completa ormai? Possiamo dire che tutto il lungomare di Barcola il lungomare di Barcola quanto ha fatto lei? Quanto ha fatto la Lodi? Io parlo di lei e Lodi, ovviamente tutta la piramide di uffici, certo, e tutto, però per semplificare. Il sottoscritto da subito, già nel 2024, è riuscito con una gran fatica degli uffici e grazie a un contributo dell'assessore Riccardi, che è stato devoluto a tutto il comune di 6.200.000 euro, a restituire la parte del lungomare, come dicevo prima, dei giochi. In parte è stato fatto da subito anche sui Topolini e sul CEDAS. In queste settimane mi pare che si siano conclusi anche tutti i lavori ai Topolini, anzi colgo l'occasione per evidenziare un'iniziativa magari residuale, ma dalla forte valenza anche di formazione e di prevenzione, in termini di quello che è stato la consegna di una piccola nuova soddisfazione per il gioco del ping pong la scorsa settimana, giovedì, proprio a Barcola, grazie all'iniziativa We Love Safety, quindi noi amiamo la sicurezza, promossa dalle scuole edili, dalle casse edili di tutte le 4 province del Friuli Venezia Giulia, che ha consentito di mettere questa piccola nuova area a disposizione di chi frequenterà la pineta di Barcola. Il bello di questo è che è nato dal voler lanciare un messaggio ai giovani delle scuole, un tempo si diceva medie e superiori, insomma di primo e secondo grado, che hanno inteso lanciare dei messaggi sulla sicurezza, per cui anche questo nuovo tavolo da ping pong è come si dice, graffato, no? Griffato, no, ma volevo dire serigraffato? Come usano i giovani, ma sono un po' boomer, insomma. Comunque è stato disegnato, e così torniamo alle cose più semplici italiane. È stato disegnato, ideato e disegnato da un ragazzo del Volta Triestina, della scuola di Volta di Trieste, ovviamente triestino lui,
che si è aggiudicato anche questa nuova piccola ideazione. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere all'assessore, io ho fatto una richiesta tramite la settima circoscrizione di un corrimano nei varchi dei colombari del cimitero di Sant'Anna dal 33 al 35. Hanno risposto ancora il 5 dicembre che bisogna aspettare un contributo straordinario. Io sono portatrice di stampella. Volevo sapere quanto tempo passa per mettere questo corrimano, è necessario praticamente. E poi un'altra cosa, io ho chiesto alla palazzina della Cega, mi hanno detto se il comune non mi mandano i soldi, poi c'è anche il soffitto, sempre dei colombari 33-34, quando piove si forma un lago a terra. Hanno detto sì, abbiamo già interpellato la ditta, però non vedo niente. Io ho i miei cari all'ultimo piano, insomma non penso che devono galleggiare, anche se sono morti. Cosa pensa? No, assolutamente no, scherza. Non saprei però... È stato fatto 3 anni fa il soffitto. Praticamente sia al 33 e al 34 praticamente non è stato controllato. Non lo so. Io il signora la prendo come segnalazione, posto che non mi occupo del cimiteri, ecco, il cimitero ha sia un altro assessorato sia una gestione di Acegas, per cui sarà mio interesse, insomma, chiedere e informarmi anche già questa mattina. Non so darle una risposta nel merito, posto che non ho sotto il mio diretto controllo quella pertinenza. Mi fa piacere invece, se posso approfittare, anche se siamo in chiusura e la signora ha parlato della difficoltà motoria, tornare su un tema che questa settimana è stato affrontato dal Consiglio Comunale, e quindi il cosiddetto l'approvazione della delibera che ho avuto il piacere, io dico, di portare, proprio una soddisfazione personale oltre che politica amministrativa, per quanto riguarda il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero il cosiddetto PEBA, anche perché prendo spunto dalla segnalazione della signora, da quanto un signore anche in buona fede più e più volte ha voluto segnalare parlando del VC di Via della Cattedrale. Ecco, quel VC è l'ha scritta a una barriera architettonica. È altrettanto evidente che noi siamo andati lì in zona anche con il consigliere della terza, con il servizio strade che però non si occupa di quei bagni, e anche il CRIBA, ovvero è l'organismo regionale ovviamente con il quale si confronta su queste fattispecie. Loro stessi hanno significato che mettere un montascale per portare le persone a quei servizi non avrebbe alcun senso, posto che tutta la via purtroppo è una barriera architettonica, e posto che quella via non potrà essere totalmente rifatta, posto che mi pare che sia vincolata di pregio storico e di pregio culturale, abbiamo voluto significare quali saranno le ulteriori possibilità e alternative. Quindi il servizio strade si sta occupando di ridisegnare tutta la parte del Colle di San Giusto, una volta che la soprintendenza chiuderà, fatemi aprire e chiudere parentesi a tal proposito, anche quelli che sono i propri cantieri di scavo di ricerca, certo. E quindi nell'individuazione dei nuovi chioschi e anche di tutte quelle che sono i nuovi sottoservizi, abbiamo individuato sia l'area attuale posta subito sopra gli attuali bagni, sia quella dove c'è l'uscita dell'ascensore del Parco San Giusto, una possibile alternativa affinché tutte le persone che hanno più o meno difficoltà possano recarvisi. Mi faceva piacere, se posso, tornare sull'importanza del piano PEBA, posto che al di là di quelli che sono i fondi che servono per mettere a posto le diverse problematiche nei rioni di San Giacomo, Valmaura e Servola, c'è un dato importante che per me è una coscienza collettiva che è stata apprezzata da tutto il Consiglio Comunale, e di questo li ringrazio i diversi consiglieri di maggioranza e di opposizione, e soprattutto io dico quello è un piano di civiltà urbana. Nel momento in cui io riconosco quelle che sono le difficoltà, le mappo, do ad ognuna un significato e anche una possibile soluzione che poi possa essere all'interno di capitoli di manutenzione ordinaria o straordinaria, e so quelle che sono anche le risorse necessarie, vuol dire avere una coscienza urbana e civica
da parte di tutti. Oltre a questo, perché non serve solo la mappatura, c'è anche una questione e una fase di formazione che stanno facendo gli uffici della pianificazione a beneficio di tutti gli altri servizi dell'amministrazione comunale. Allora, le rubo ancora un minuto. Io dico anche di noi politici. Ci sta. Rubo ancora un minuto a Silvano Magnelli che entrerà fra poco. Un'osservazione non direttamente per Babuder: è interessante vedere quando si gioca in difesa i fondi sono destinati ad una posta e non possono essere spostati su altro, e le stesse persone poi dicono che fondi destinati a difesa o integrazione potevano essere destinati a sanità e pensione. Quelli che si lamentano della burocrazia sono essi stessi burocrazia e si difendono con spesa per investimenti e spesa corrente. Bravo Babuder, sempre più incomprensibile la scelta di non nominarla da subito assessore. Questo sì che è uno scandalo anche nel confronto con altri assessori. E con questa chiudiamo, grazie all'assessore Babuder, è stato con noi. Grazie a chi ha scritto, grazie a voi per la disponibilità e chi ha inteso comprendere o dare comunque fiducia. C'erano tante altre mail che non siamo riusciti a leggere. Non ho dubbio, mi scuso se qualcuno vuole scrivere alle mail del comune. Ecco, l'unica cosa che io ho deciso di chiudere sono le comunicazioni via messaggio, perché uno non vive più altrimenti. Comunque grazie a voi, buona giornata. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Silvano Magnelli del Partito Democratico. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, grazie. A inizio rassegna stampa quest'oggi abbiamo dato uno sguardo anche alle notizie dal paese, quelle che riguardano anche l'esame di maturità. Tra poco ne parleremo proprio con Magnelli, e vedo già una telefonata pronta. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi servisce una roba. Prego. Mi sono via su 116. Sì. Se mi fa tutta marciapia e se prende i busi. Ok. Se c'è poi. Lo aggiungiamo all'elenco dei marciapiedi di cui abbiamo parlato prima in compagnia di Babuder. Grazie allora. Magnelli, dicevamo prima, c'è una pagina oggi sul Piccolo che riguarda l'esame di maturità, le modifiche, cambia il nome, non si chiama esame di Stato che esame di matura, rimangono le due prove, quella di italiano e quella di indirizzo. L'orale è obbligatorio, che l'anno scorso abbiamo visto come molti hanno rifiutato di farlo, già consapevoli del fatto che con i punteggi riuscivano a essere promossi. Cambia la commissione, 2 interni e 2 esterni, un presidente rispetto a 3 di prima. E cambiano un po' i crediti scolastici, soprattutto con i punteggi bonus, rimangono i 40 punti per lo scritto, i 20 punti per lo scritto diviso su 3, cioè sullo scritto 1, sullo scritto 2, 20 punti per l'orale, i 40 di credito scolastico e i punti bonus che si possono affidare dal 90 in su, sono 3, non sono 5, questa è la modifica sul punteggio. Di base comunque rimane quella di un esame che è sentito, è partecipato anche a livello di società, cioè io ricordo i compagni di classe che si preparavano, che ci si domandava l'uno con l'altro cosa porti tu, cosa porto io, anche per non cadere nell'essere troppo simili, no? Dopo magari non spicchi per novità ed entusiasmo, la commissione poi in qualche modo anche a rilevarlo questo. Serviva fare altre modifiche secondo lei? Bisognava apportare un cambiamento diverso? C'era qualche novità che più di un'altra aveva necessità di essere introdotta? Cosa ne pensa? Ma dunque, io vengo da una stagione in cui addirittura si portavano 3 anni precedenti di materie, quindi ingombrata, no, di idee, di istruzione, più tutta una serie di esami, no, praticamente su tutte le materie. Era una stagione molto, molto defaticante. Comunque è sempre stato, anche nelle varie modifiche, un punto di passaggio importantissimo, no, da parte anche per le famiglie, non soltanto per il ragazzo o la ragazza, ma anche per le famiglie e per le classi, dove appunto ci si vedeva, ci si incontrava, si scambiavano tanti pareri. Ma adesso questa riforma è recentissima, dobbiamo vedere l'applicazione evidentemente. Comunque mi pare che c'è uno sforzo di semplificazione, no? Sia nella commissione, nella composizione della commissione, sia anche negli argomenti, perché ci sono pochi argomenti da trattare, è eliminata la tesina,
Ecco, quindi c'è un tentativo di semplificazione con anche un'attenzione un po' al curriculum vitae di questo giovane, di questo studente. Ecco, questo credo che sia una cosa positiva. Poi probabilmente ci sono anche invece delle punte di criticità che non conosco, ma bisogna vedere appunto l'applicazione, perché è una grande novità. Ad ogni modo rimane il fatto che dobbiamo cercare di guardare questi ragazzi nel loro insieme, non soltanto per le ultime cose che hanno preso o per quelle che hanno preso prima, o per una tesina che magari è fatta in qualche modo in maniera un po' raffazzonata, o per un colloquio che è andato bene, è andato male, c'è anche una componente emotiva, no? Vabbè, chiaro. Che nel mio caso era abbastanza evidente, ho avuto qualche problema, per esempio, ma anche in altri casi. In generale si affronta tutto questo esame in maniera abbastanza complicata. Per cui ecco, bisognerebbe creare una situazione in cui venga fuori il ragazzo o la ragazza con il suo profilo. Ecco, e la possibilità anche di esprimersi, ma anche di accettare la situazione, cioè può andare benissimo, può andare abbastanza bene, può non andare benissimo, ecco, cioè mettiamo in grado anche i ragazzi di non farne una tragedia. Ecco, è un punto importante, un passaggio importante, ma di non farne una tragedia, perché c'è tanto da vivere ancora. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno, poi pubblicità. Buongiorno Gulotta. Buongiorno. Buongiorno. Sono Malvina. Buongiorno Malvina, ben trovata. Allora, chiedo scusa e chiedo un'ospitalità. Sì, ci dica. Ecco, allora chiedo ospitalità per poter ringraziare tutto il personale del pronto soccorso. Certo. Perché ero su, tutti dai medici all'ultimo, veramente sono stati gentili, validi, soprattutto umani. Perciò della sanità dobbiamo starci dietro, perché gli ammalati hanno bisogno, e voglio ancora ringraziare, chiedo scusa, ma mi capite, sono un po' agitato. Grazie a voi per l'ospitalità e saluti e buon lavoro. Grazie Malvina. Grazie. Non si commuova, non si agiti, insomma mi fa piacere sentirla e sapere che se era al pronto soccorso ora ci chiama, probabilmente sta meglio e sta a casa. Grazie per aver rimarcato il ruolo di chi opera con umanità e di chi lo fa a dovere. Della sanità noi parliamo anche in questa trasmissione, se non soprattutto molto spesso, soprattutto in particolare rispetto alle scelte politiche su come migliorare, organizzare, modificare, riformare il comparto. Quando però dopo arrivano telefonate di chi rimarca l'attenzione, la professionalità e la cortesia, fa sempre piacere. Tutti i mestieri annoverano, chi più chi meno, in base alla propria caratteristica, una possibilità di rapporto umano. Noi lo abbiamo, i medici lo hanno, evidentemente qualcun altro ne ha di meno, però ci sono in tutte le categorie persone che lavorano bene e persone che lavorano male. Quando si ha a che fare, a mio giudizio, questa è un'opinione personale, con persone che hanno una sofferenza, persone malate in questo caso quando si parla di sanità, o anche sono altri anche mestieri che hanno come interfaccia un utente che manifesta una sofferenza o una problematica, ecco, quando si ha anche accanto alla professionalità un lato umano che spinge la persona che si ha di fronte a trovarsi in qualche modo a suo agio, nonostante sia lì per un problema, perché se vai in ospedale non vai perché hai del tempo libero, ma vai perché hai un problema o a trovare un caro, ecco, allora sì che si fa quel passo in avanti che serve per anche rasserenare un clima che oggigiorno basta aprire un giornale, un telegiornale, vediamo essere sempre viziato da conflitti, egoismi e interessi personali. Magnelli. Molto, molto bella questa telefonata, che viene anche da una stima conquistata, da una fiducia conquistata, da una gioia anche conquistata, e dà ragione anche a chi si impegna tanto, no? Perché la vita sociale chiede molto impegno, sempre di più, a tutti i livelli, immaginarsi poi a quello del pronto soccorso e della sanità, no? E sono d'accordo con Bernardo su questa capacità di trasformare la vita in qualcosa di positivo che rivoluziona certe continue lamentazioni, perché non è vero che tutto va male. È facile dirlo
lo si dice perché è facile dirlo. In realtà invece dopo, scrutando meglio, esplorando meglio, si conoscono delle persone meravigliose e si conoscono delle situazioni veramente incoraggianti. Andiamo in pubblicità, una breve interruzione, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste in compagnia di Silvano Magnelli del Partito Democratico. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera al Caffè dello Sport a partire dalle 21:10 in collegamento da Brescia per gara 5, la gara decisiva del playoff del basket di Serie 1 con la squadra giuliana che va a Brescia per, come detto, la Bella che si gioca a casa dell'avversaria. Marco Stabile sarà in collegamento, quindi dopo con interviste post gara e approfondimenti. In studio invece con Gianluca Paladini ci sarà Alessandro Asta di City Sport e Francesco Freni del sito Tripla de Tabella. Con loro dunque saprà fare l'analisi. Un grande appuntamento questa sera. Questa sera sarà un grande appuntamento, anche un grande tifo, certo. Dopo la vittoria prima esterna poi interna che è valso il 2-2 nella serie. Oggi si gioca la Bella con una squadra come Brescia che comunque in campionato ha fatto vedere che è una caratura importante. Quindi appuntamento questa sera alle 21:10. Abbiamo una telefonata per Magnelli, buongiorno. Buongiorno dottor Gulotta, lei è il suo ospite. Buongiorno. Sono Prelaz, un vostro accanito telespettatore. Ci dica. Senta, volevo riferirmi a questo, delle movida, questi diciamo in asse poi praticamente queste ricce tra giovani e meno. Allora, io ho una mia opinione, non credo che i politici di destra saranno d'accordo. Voglio dire questo, è un po' complesso, ma cercherò di farla breve. Allora, intanto siamo diciamo, già dalla rivoluzione sessantottina c'è stato un cambiamento nella società, per dire i giovani cosa sono oggi e cosa erano molto tempo fa. Adesso voglio dire questo, non si può pensare le cose solo in termini di sicurezza. I giovani vanno compresi per quanto possibile, non si può dargli più che mai addosso ogni sbaglio che fanno. Questo volevo dire e penso, non lo so, questo volevo dire, penso che possa essere chiaro, no? Sì, sì. Va bene? Grazie Prelaz. Grazie. Cosa ne dice Magnelli? Allora, me l'aspettavo, inevitabilmente, no? Qua si apre una voragine di considerazioni, tante veramente. Ha ragione l'ascoltatore che il problema non è soltanto concentrarsi su episodi gravissimi, spiacevolissimi, brutti, pericolosi, che vanno condannati, che vanno puniti se necessario, che vanno prevenuti soprattutto anche dalle forze dell'ordine che stanno facendo tutto quello che possono perché la faccenda si è molto estesa. Ma come diceva lo spettatore, ci sono tanti altri giovani di cui si parla poco. No? Io posso dire che ci sono tanti giovani che si occupano di volontariato, ci sono tanti giovani che hanno organizzato anche dei cortei in questi mesi non violenti, alcuni purtroppo hanno esagerato e questo va sempre messo ai margini come tipo di ragionamento e di prospettiva. Ma io ho partecipato a dei cortei con dei giovani, in cui fra l'altro noi anziani eravamo la minoranza, e con dei giovani interessati alla questione, ai problemi che ci sono in questo momento e al loro futuro, perché sì, noi possiamo pensare finché vogliamo al nostro futuro, ma il futuro è loro, no? Evidentemente. E c'è uno sguardo di disattenzione verso i giovani, e di distrazione, di grande superficialità. Diciamo che la parola educazione qualche volta l'abbiamo espulsa dal nostro modo di vivere normale. Sì, l'educazione è fare alcune cose secondo le regole, però non basta, cioè ci vuole un impatto emotivo, no? Chi ha fatto l'insegnante, come ho fatto io, sa che c'è una componente, uno spazio occulto ma che può essere visibile, fatto di ascolto, di comprensione, di venirsi incontro, anche di rimprovero, per carità, perché se uno fa il furbo, non studia e fa penare i suoi genitori, va riguardato, va rivisto, va ripreso, va corretto. Però dentro un sistema comunitario, la scuola non è più come 70 anni fa,
dove non si usciva, non si vedeva nessuno, non veniva nessun esperto, non si andava da nessuna parte. Oggi la scuola, già quando ero io insegnante tempo fa, oggi più che mai, è una scuola estremamente agile, dove ci sono molte uscite, ci sono molte testimonianze che arrivano dentro in classe, ci sono rapporti con altre scuole. Anch'io personalmente ho fatto delle uscite interessanti, tutte programmate, tutte consolidate dai consigli di classe e dagli organi collegiali e dalla presidenza. E per esempio siamo andati una volta in una comunità terapeutica per il disagio mentale con una classe, è stato magnifico, una giornata tale che a un certo punto siamo tornati a casa molto contenti. Ho visto i ragazzi a contatto con dei problemi si entusiasmano perché li vengono a conoscere, li capiscono meglio e vedono anche delle vie d'uscita o addirittura delle possibili vocazioni verso quel tipo di specializzazione. Quindi ci sono molte vie che si sono aperte nelle scuole, fuori dalle scuole, in un contatto con la società. Tutto questo ovviamente comporta anche dei rischi, può essere farraginoso, può essere anche capito male, può essere vissuto male, ma normalmente sono delle situazioni di uscita all'aperto, all'aria aperta, che fanno bene all'educazione, creano rapporti di amicizia tra i ragazzi e con gli insegnanti, fuori dalla sede, fuori dallo schema, fuori dalla solita pagella, dalla solita interrogazione, che ci sarà, c'è sempre stata. Ma esiste ormai un cospicuo retaggio di intenzioni comunitarie che i ragazzi desiderano moltissimo e i professori anche, per dire la verità, perché io ho sempre avuto colleghi abbastanza sensibili a questo, ecco, e se c'era qualche difficoltà ci confrontavamo senza tante cose. Faccio un ulteriore esempio, un contatto che abbiamo avuto tra una scuola italiana, una mia classe, e una scuola del Prešeren slovena, era una novità per i tempi. Abbiamo camminato insieme, una classe italiana e una classe del liceo, per 2 anni, conoscendo la letteratura l'uno dell'altro, conoscendo i poeti loro e i poeti nostri, ascoltando la loro vita, il loro vissuto. Al momento qualcuno era sorpreso anche tra i miei colleghi, ma alla fine la presidenza convintissima, gli organi collegiali convintissimi, perché le cose a scuola si fanno insieme, non sono delle colpi di testa che gli insegnanti possono avere. E c'è una forte spinta innovativa negli ultimi anni. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Mi scuso, gentile Bernardo, per la seconda telefonata, ma essendo cambiato l'ospite, a me è particolarmente caro che il presidente, l'anima buona del PD, Silvano Magnelli, che apprezzo e stimo, sono Claudio Visentini. Grazie Claudio, buongiorno. Mi dica buongiorno. Buongiorno. Apprezzo anche per il suo discutere pacatamente, esponendo le sue ragioni, senza mai gridare. Alzare la voce, e ciò ai giorni nostri è una mosca bianca che stimo tantissimo. Continuando a parlare di scuola, professor Magnelli, un suo cortese parere sui patti digitali. Mi riferisco che a scuola dimostrano che il divieto assoluto dello smartphone fino a 14 anni nasce ormai dalle stesse famiglie. Eppure la scuola vive contemporaneamente digitalizzata. Come si stabilisce il confine tra tecnologia che educa e tecnologia che isola, senza trasformare la scuola in un campo di battaglia tra divieti e perquisizioni? Concludo. A quando la sua prossima fatica letteraria dopo il meraviglioso libro A tu per tu? Grazie per la risposta e cordiali saluti a lei e alla sua gentile moglie signora Elena. Buon lavoro. Grazie. Grazie, molto gentile Claudio, un saluto molto affettuoso anche a sua moglie. Ma dunque no, la prossima fatica di libro letteraria ancora ha da venire, vedremo. E comunque invece ha toccato un problema veramente cruciale, cioè il problema dei patti digitali. Cioè ci siamo accorti di una cosa, che ci siamo avventurati in un bosco che non conoscevamo e che ci sta disperdendo moltissimo. Sta facendo confusione agli anziani, eccomi qua, sta facendo confusione anche agli adulti che sono i primi educatori dei loro figli evidentemente, sta facendo confusione agli insegnanti e agli educatori in genere, e poi non parliamo del caos che sta provocando tra gli adolescenti e i giovani. Quindi comunque sia, davanti a un problema così enorme,
non ci si isola, non ci si rimette in campo soltanto con lamentazioni o proibizioni. Bisogna ragionare, così come ragioniamo su tutto, per fortuna, in una società che è democratica. Teniamo presente che siamo dei privilegiati in questo mondo, siamo tra i privilegiati in questo mondo, con tutti i difetti della democrazia. Abbiamo il senso della libertà, del rispetto, una Costituzione stupenda, come sappiamo. Ecco, allora i patti digitali significa che le categorie che sono dentro la questione, soprattutto i genitori, insegnanti e ragazzi, educatori in generale, si mettano d'accordo e trovino la famosa via di consultazione di questi mezzi inevitabili, non possiamo farne più a meno, lo usiamo tutti ovviamente, ma una via di convergenza su quello che serve e quello che non serve. Ci sono delle cose importanti, essenziali, lo sappiamo, ci sono delle cose assolutamente non rilevanti e quindi ci vorrà sicuramente, credo, un'autorità di sorveglianza ancora più ardita, più audace, più importante e più presente su questi temi qui, perché sono importantissimi. Ma ci vuole anche un dialogo molto serrato, sia nelle famiglie sia nelle scuole, per arrivare appunto ai patti digitali. Si parla di fargli avere il telefonino a 16 anni e non prima, per esempio. E si parla comunque soprattutto di aiutarli a capire i video, le trasmissioni, le comparazioni, le raffigurazioni positive da quelle che sono completamente negative o addirittura pericolose. Si tratta di mettere quindi cautela, prudenza nei ragazzi ed è parte dell'educazione per qualsiasi cosa. Se gli insegniamo a camminare, a vivere nella società, a guidare domani, possiamo anche insegnare, e dobbiamo, a entrare in questa selva che può essere anche luminosa e non soltanto oscura. Quindi c'è un bisogno di patti digitali, di decisioni prese assieme dalle comunità scolastiche con i genitori. Mi pare che stiamo andando verso questa consapevolezza sempre più velocemente, sotto la spinta delle preoccupazioni, ma soprattutto sotto la spinta delle necessità. È una cosa che dobbiamo fare prima possibile, perché se no ci dimettiamo noi e soprattutto i nostri ragazzi perdono la calma, la serenità e possono anche finire male. Dobbiamo andare in pubblicità, l'ultima di questa mattinata, poi torneremo in vostra compagnia, tra poco. Problematico questo. Torniamo in diretta agli ultimi 20 minuti di trasmissione, sempre in compagnia di Silvano Magnelli del Partito Democratico, con una telefonata che attende. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Gulotto. Buongiorno Franco. Buongiorno. Riferimento Muggia, sì. Il ragazzino che purtroppo ha perso la vita in base alla logica della madre, e con 3 assistenti sociali che seguivano il problema. Io quando vedo la faccia di quel ragazzino sto male da impazzire, è una cosa allucinante. Bene, 3 persone con relative documentazione medica e tutto, e nonostante tutto hanno portato alla fine della vita di questo ragazzino. Perciò la competenza ha un valore e oggigiorno la competenza è quasi inesistente, sia a livello politico che a livello del personale in genere. E oltretutto io vorrei sapere se queste 3 assistenti sociali sono state dimesse dal loro incarico, perché hanno ucciso un bambino con le loro prescrizioni, con il loro modo di fare, con la loro superficialità e altro. Questo vuol dire che spesso e volentieri le decisioni della politica ci portano ad avere più problemi che risultati oggigiorno, proprio per un problema di competenza.
La ringrazio, buona giornata. Grazie Franco, grazie, buona giornata. Io prendo un attimo le distanze dall'attribuire il ruolo di assassino alle assistenti sociali, che se avranno delle responsabilità per quanto prescritto sarà comunque poi la giustizia a chiarirlo. Un'espressione poco opportuna, assolutamente non adeguata, no? Che ci siano dei problemi sociali sempre più numerosi, anche pieni di tante congetture, di tante sofferenze anche personali, questo è un dato di fatto. È una società estremamente complessa, appunto, è passato il tempo di una società semplicemente univoca, unilaterale, è complessa e multiculturale, lo sappiamo. No, non sul caso, non tornerei evidentemente, il caso drammaticissimo che ci ha schiantato tutti, non vado a fare nessun tipo di riferimento sull'uno o sull'altro, per l'amor del cielo, no? Sarei un attimino più indulgente e anche fiducioso dei servizi sociali, sanitari, come abbiamo sentito peraltro prima dalla signora, per quanto riguarda il pronto soccorso, come ci sono medici e infermieri che nonostante la crisi, nonostante il numero delle persone, nonostante le tragedie sociali si battono, ci sono sicuramente servitori dello Stato, giudici oppure appunto assistenti sociali che si danno da fare, educatori di vario tipo e che si caricano anche di responsabilità notevoli, a volte con degli successi anche notevoli. Bisogna dire la verità che se facessimo il conto dei successi e degli insuccessi, forse probabilmente i successi sarebbero anche più numerosi degli insuccessi. Quindi forse avere uno sguardo un attimino meno disincantato e più informato sarebbe bene. Leggo una mail: da non credente ho sempre visto i cristiani, ebrei e musulmani migliorarsi come persone nell'osservanza della fede. Oggi osservo quanto siano manipolati i libri sacri per giustificare comportamenti e pensieri contrari alla propria fede. A Magnelli, cattolico riconosciuto, vorrei richiedere cosa pensa dei politici che insultano i precetti di carità ed accoglienza per le loro idee politiche, magari baciando rosari, affidandosi alla Madonna o semplicemente ostentando crocifissi o scrivendo tesi vagamente razziste sulle segnalazioni del piccolo. Allora, ogni riferimento è puramente casuale. Ringrazio la persona che ha scritto questa email e verrebbe da dire subito, scusi, non c'è un'altra domanda? Per cortesia? Una domanda di riserva. È una domanda di riserva, no? Allora, anche qui si apre uno scenario, oggi tocchiamo dei tasti enormi, no? Dal punto di vista educativo, sociale e anche dal punto di vista esistenziale a questo punto. Il rapporto con la fede è un rapporto personale, libero, che va valutato sempre con molto rispetto. Con molto rispetto. Chiunque sia, qualunque cosa dica, anche ecco, quello che invece chiede il nostro telespettatore è sicuramente una cosa che non va bene, cioè usare la religione come instrumentum regni, si diceva una volta, come strumento di potere, mettere dentro nelle rivendicazioni politiche di parte addirittura un Nuovo Testamento o addirittura, che ne so, il Corano o altre fonti teologiche di rivelazione. Ecco, quindi prima di tutto va detto che queste forme di strumentalizzazione sono, secondo me, da evitare, sono esecrabili, danno molto fastidio onestamente, perché non c'entra niente. Ecco, se si fa politica per un'idea, secondo una cultura, secondo un'anima personale, insieme ad altri, con una idea precisa e l'ispirazione spirituale resta assolutamente privata. Può essere utile per allargare la fiducia, per allargare l'amicizia, come accade, secondo me, per quanto riguarda il cristianesimo, che è stato ed è forse la rivoluzione più grande ancora incompiuta, anche se ha avuto tanti testimoni, ma ancora incompiuta. Credo che ci voglia ancora tempo perché si possa vedere gli effetti del cristianesimo, e seguendo appunto le linee di accoglienza, di ascolto, di disponibilità, di generosità e di pulizia morale che il Vangelo promette, e cercando di rispettare le religioni altrui, oppure le persone che non hanno una religione precisa stanno cercando umilmente, perché alla fine siamo tutti ricercatori, siamo tutti credenti e anche con una parte di non credenza e con dei dubbi
che anche Papa Francesco diceva, ma sapete che anche il Papa ha i suoi dubbi, no? Certo. Ecco, quindi questi punti interrogativi li rispettiamo, ci dobbiamo rispettare tutti così come siamo e camminare insieme, grande frase, sempre di Papa Francesco lo evoco, camminare insieme tenendoci per mano perché c'è un'umanità molto forte che ci contraddistingue. Oggi Papa Leone presenta la sua prima enciclica, no? Magnifica Humanitas, che è un grido di conquista della propria umanità insieme all'umanità degli altri. Quindi via dall'odio, dall'ostilità, dalla cattiveria, via dall'egoismo, per cercare strade diverse di fraternità e di pace. Lo dico volentieri perché proprio oggi c'è questa presentazione ufficiale della prima enciclica di Leone XIV. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Il suo ospite, sono Gino. Prego. Buongiorno. Volevo dire che la fede in sé è complessa, nel senso che c'è una sovrastruttura che la gestisce, che è altamente politica. Basta vedere i fatti, per esempio, delle OIOR di qualche tempo fa, ma anche recentemente gli scontri tra il Presidente degli Stati Uniti con il Vaticano, perché ha spostato determinate risorse economiche dai fondi americani ad altri fondi, per cui c'è sempre una fase politica di chi gestisce una moltitudine di persone. Ma volevo chiedere un'altra cosa, siccome l'ospite è un importante esponente del PD, volevo chiedere se, oltre a interessarsi di quelli che sono i problemi orizzontali tra le problematiche, diciamo, del vivere normale, se il PD, il partito in particolare, fa delle analisi anche in verticale, nel senso di analizzare la società che si è prodotta attraverso l'evoluzione della nostra Costituzione, che lei ha citato qualche minuto fa, che ha detto meravigliosa. La nostra Costituzione è stata costruita in cui lo Stato controllava l'economia e l'economia doveva essere funzione del benessere del popolo. La nostra Costituzione attuale invece ha invertito questo meccanismo. È l'economia che gestisce quello che è le regole del vivere, e questo è un grande cambiamento che volevo capire se i partiti, ma siccome lei è del PD chiedo a lei, se i partiti analizzano questa situazione. Per esempio il PD è il partito i cui esponenti Prodi e D'Alema hanno firmato praticamente i patti di Lisbona, che ci hanno portato nell'Unione Europea con la costruzione di questa sovrastruttura quasi non democratica, perché siamo diretti da un gruppo che non è mai stato eletto, in cui abbiamo un Parlamento che non può proporre leggi, e quindi voglio capire se questi partiti analizzano la situazione, visto che siamo economicamente distrutti, in 30 anni la nostra economia si è completamente distrutta, e quindi sarebbe opportuno fare un'analisi per dire qua bisogna cambiare la situazione. Questo volevo sapere, grazie. Grazie Gino. Magnelli, una domanda completa, oggi solo domande difficili. Solo domande vastissime. PD, Europa, analisi verticale. Insomma, intanto vorrei un attimo, se possibile, correggere. L'idea dell'Europa unita nasce dal disastro totale della Seconda Guerra Mondiale, usciti dalla quale in qualche modo, e in qualche modo vuol dire però con 6 milioni di ebrei rastrellati e uccisi, con la bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki, usciti in qualche modo, insomma, con tanti sacrifici e tanti morti, che hanno lavorato e cercato di portare la nostra patria verso un assetto nuovo, democratico, liberale, di socialdemocrazia, di cristianesimo realizzato, sociale anche questo. Quindi c'è stata una convergenza molto speciale, unica, storica, di diverse culture, diverse posizioni, che sono andate a finire nel bene comune.
Abbiamo in questo senso una Costituzione, lo ripeto, veramente meravigliosa, perché produce l'idea della persona come veramente il mito della nostra vita dovrebbe essere il rispetto della persona, di ogni persona, e in più chiede a tutti di creare una comunità di solidarietà, di diritti e di doveri. Il fatto che la Costituzione abbia aperto tutte queste porte, e il diritto alla sanità, alla salute, alla scuola e così via, non vuol dire assolutamente che abbia favorito l'espansione capitalistica e del mercato senza regole, del commercio senza regole, e quindi anche di un assetto sociale in balia di poche persone e di poteri occulti. No, questo la Costituzione non lo ha previsto. Ecco, noi dico un noi molto generale, ecco, è prevalso in questi ultimi 80 anni una situazione di estremo ingigantimento del mercato e di sopraffazione, direi quasi, del più forte sul più debole. Oggi queste situazioni sono molto visibili in molti stati, anche che erano democratici non lo sono più di fatto, anche se ci sono delle elezioni non lo sono più di fatto. Ecco, e non credo proprio che l'Italia sia da additare in questo senso come una società assolutamente deplorevole, o comunque insomma sottostimata e senza delle progressioni valide. Il Partito Democratico rappresenta molte persone di varie idee, di varie fedi, ecco, di vari orientamenti, e cerca di tenere dritta la fiamma appunto della Costituzione repubblicana, democratica, fondata sul lavoro, sulla cultura, l'istruzione, la collaborazione e la solidarietà. Queste sono le grandi mete attraverso le quali possiamo superare quel sconforto che abbiamo di vedere aumentata tanto la povertà, 6 milioni di nuovi poveri, persone che non sanno più come fare per curarsi e rinunciano alle cure. Ecco, tutta una serie di questioni che si vede andando in strada, e che siamo di fronte a una società di persone molto sole e abbandonate. Però questo non vuol dire che non ci sono i servizi, che non ci sia, appunto, come abbiamo detto in questa trasmissione, ci sono delle cose molto positive, e soprattutto c'è un clima di possibilità, di opportunità, di crescita, di scelte nuove che l'Italia può fare liberamente. Teniamoci questa libertà, che è la cosa più importante, che è una rarità nel mondo. Ecco, ci sono più stati governati da autoritarismi che stati governati democraticamente. Altra telefonata, ancora 5 minuti, poi andremo in chiusura. Buongiorno. Buongiorno, quasi Gianni. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Mulotta, e buongiorno al professor. Buongiorno. Magari che sarebbe come che pensa lui, questa armonia fra la gente. Non esiste. Adesso lei la parlato della povertà. Quanti poveri che va a fare la movida? Se lei l'ha messa a dire, siccome mi sono nato prima della guerra, so tante robe e so cosa è la vera povertà, non la povertà annunciata. Tra l'altro lei l'ha parlato del Papa Francesco, ma informi anche su quel che ha detto Papa Ratzinger. Papa Ratzinger mi ha fatto un bel discorso sul fatto, sulla nostra cultura, che viene praticamente eliminata da questa che viene oggi. Io conosco discretamente la storia di Trieste, e fra tante cose venuto tanta gente, non c'è sta mai tanta confusione. Andava in cerca di lavoro, si trovava e andava avanti. E è nata la grande Trieste. Però questi di oggi non vuole integrarsi, è inutile che lei la si illudi, perché è una pura illusione questa. La sa perché che dico? Perché ho gente, parenti, cugini e nipoti in Europa, e so come che va la questione. Riguarda Trieste, speriamo che cessi, perché lei aveva detto questa muleria. Una volta esisteva la casa di correzione con gli rovini, oggi
i rimanga liberi. Qua c'è una roba che dico, oggi c'è bastonato non Caino, ma Abele. Questo è grave, signor mio, perché stiamo dentro nella realtà, non nella fantasia e nella bellezza, perché anche mi volessi che tu ti vadi, che se capissi, ma non è così, signor mio. Se lei la conoscessi un poco la storia di Trieste, la venissi a ragionare come che ragiono me. Io ho fatto solo poche classi, quasi neanche una, però per mia fortuna leggevo qualche cosa e ho imparato qualche cosa e di Trieste conosco qualcosa. Mi la saluto perché grazie so Gianni. che Grazie comunque, buongiorno. Un bravo professor. E mi scuso col dottor Gullotta se lo parla monade. Non si preoccupi. È sempre monade. Grazie Gianni, non si preoccupi. Prego Magnelli, No, se niente, vuole abbiamo molto 2 minuti ancora. Sì, ancora 2 minuti. Ma niente, intanto un saluto a questo signore che ha detto le cose che ha detto, esprimendo anche una sofferenza, una passione certo, sì, civile. sì, si percepiva, certo. Ecco, lo ringraziamo per questa sua enunciazione così, no? Anche così emotiva ma anche coinvolgente. Sì, mi permetto di dire con tanto rispetto che non sono d'accordo su questo totale pessimismo. Ecco. Il pessimismo ho notato che non porta mai nulla, non cambia mai niente. Uno può essere pessimista finché vuole, ma nella storia chi ha mandato avanti l'umanità sono state persone che non erano pessimiste, persone che vedevano un po' più avanti, persone che avevano uno sguardo più esteso, persone soprattutto che ci sono messi di buona volontà, pagando anche di persona, per un cambiamento. Non succede nulla evidentemente se si resta indifferenti o si resta freddi o si resta anonimi. Ecco, qualcosa comincia a cambiare nel momento in cui si spera che le cose cambino attraverso gesti concreti. E ci sono, mamma mia. Guardi, non c'è più tempo, sta scadendo la trasmissione. Mi fermerei qui a parlare di cose meravigliose di cui ho conoscenza io, sono soltanto una persona, ma che si svolgono nel corso della storia di questo mondo, anche tanto complesso e travagliato come il nostro, e dove ci sono delle esperienze incredibili. Ne dico una per tutte. Sì. I subacquei che sono andati a pescare i corpi dei nostri poveri subacquei, che sono periti purtroppo in quella immersione così infelice e infausta purtroppo, erano finlandesi, sono finlandesi, il loro lavoro sarebbe quello, l'hanno fatto e alla fine non hanno voluto soldi, hanno rifiutato di essere pagati. Ma è un esempio, ma ce ne sono di tanti di questi esempi, quindi guardiamo un momento anche il lato positivo, guardiamo poi il sole, non solo le nuvole, e andiamo avanti il più possibile insieme, cercando di capirci e di non osteggiarci solo. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento alle 21:10 questa sera col Caffè dello Sport. Ci sarà Gianluca Paladin con Alessandro Asta di City Sport e Francesco Freni del sito Tripa de Tabella. Si parlerà di basket con il collegamento in compagnia di Marco Stabile da Brescia, dal palazzetto dove ci sarà la partita della bella gara 5 fra Brescia e Trieste questa sera alle 21:10 sul Tele4. Speriamo bene. Forza Trieste come sempre. Grazie a Silvano Magnelli che è stato con noi. Grazie a voi dell'invito, grazie a voi. Ci vediamo prossimamente, grazie a tutti per averci seguiti e una buona giornata.